Signore e signori, buongiorno. Qualche minuto ancora, stiamo aspettando il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, quindi qualche minuto e cominciamo. Grazie.
Signore e signori, buongiorno, benvenuti al sesto convegno sulla transizione energetica digitale di Assonautica Venezia. Invito a sedersi sul palco Boscolo Gianni Moretto, consigliere della Camera di Commercio in rappresentanza del presidente Massimo Zanon, Massimiliano De Martin, assessore all'ambiente del Comune di Venezia, Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, Luciano Serra, presidente Assonat Confcommercio, l'associazione nazionale dei porti turistici di questo straordinario paese fatto di coste e di mare, la senatrice Simona Petrucci, ottava commissione, ne approfitto per presentarvi, per chi non vi conosce, ottava commissione del Senato, ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica. Alessandro Costa, direttore Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, e Francesco Antonic, Confcommercio, direttore Unione Metropolitana di Venezia. Prima di entrare nel merito di questa conferenza, di questo convegno, faccio i saluti alle autorità presenti, al prefetto Sua Eccellenza di Venezia, dottor Darko Pelos, al generale di brigata Fabio Dametto, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, alla capitaneria di porto, capitano di corvetta Giulio Carniello, al contrammiraglio Domenico Guglielmi, comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi del Presidio di Venezia, che abbiamo l'onore di incontrare qui come padroni di casa per la prima volta quest'anno, al colonnello Marco Aquilio, comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, alla delegazione, ad Andrea Grabelli, commissario della Polizia di Stato di San Marco in rappresentanza del nostro questore, e poi alla delegazione di appuntamento in Adriatico che arriva da Ferrara con 9 barche al seguito del capitano Stefano Negrini. Un saluto di benvenuto a tutti voi, cari amici, gentili ospiti, gentile signore, esperti di nautica, di diritto marittimo, operatori, laboriosa gente di mare, e siete qui questa mattina, vi posso assicurare che per me è un grande onore e un po' di emozione avervi qua. Passerei la parola dei saluti alla persona che più lavora, a proposito di laboriosità, per il successo di questo salone. Invito a salutarvi il direttore operativo di Vela Spa, che è anche direttore organizzativo di questo salone, Fabrizio Doria. Buongiorno a tutti, diciamo che lavoro con tantissime persone che costituiscono un team che ci permette di arrivare a dei buoni risultati. Ricordo che un salone nautico ha circa 2000 persone che ci lavorano tra gli espositori e poi tutta l'organizzazione. Oggi è l'occasione per dare il benvenuto a uno dei più importanti convegni che noi ospitiamo e per cui ringrazio tutti i relatori oggi presenti, signora senatrice, e ringrazio anche Assonautica Nazionale col Presidente e Assonautica Venezia con il suo Presidente per lo sforzo che ogni anno fanno per portare le tematiche della transizione ecologica a questo salone nautico. Questo salone ha sempre avuto questa fortissima attenzione, loro lo fanno attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e delle aziende, perché poi è solo sul confronto reale che si possono, diciamo, valorizzare dei risultati. Quindi per me è ancora un benvenuto, questo è un salone nautico che è promosso dall'amministrazione comunale di Venezia e in collaborazione con la Marina Militare, che peraltro ci ospita in questo spazio degli squadratori, che sapete che ospita il simposio ogni 2 anni, e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Allora, ancora delle questioni di carattere sostanziale, perché la forma in queste occasioni è sostanza.
io vorrei invitare Sua Eccellenza il Prefetto Dottor Darko Pellos a dare un saluto alla platea. Siamo in un ambiente straordinario. Saluto tutti, a cominciare dai relatori, quelli che parteciperanno a questo meeting, a questo talk, e davvero benvenuti tutti quanti a Venezia. E siamo in un ambiente straordinario, che è appunto questo che è a disposizione dell'ammiragliato. Venezia e il mare sono praticamente una cosa sola, e quindi penso che siate nel posto migliore per poter ospitare un ragionamento su che cosa è l'astronautica, quelle che sono le attività di questa associazione nel nostro territorio. Io spero che dal dibattito giungano delle indicazioni, soprattutto per il mondo della produzione, per il mondo delle attività economiche, perché la nautica è una risorsa di questo Paese, una risorsa straordinaria che consiste in migliaia di cantieri, in migliaia di operatori, in migliaia di attività che si accentrano intorno a questa attività, quella della nautica, e va considerata non come un bene di lusso, ma assolutamente come un bene della collettività di questo straordinario Paese che ha 8.000 chilometri di coste. In questo contesto io credo che l'iniziativa di oggi sia un'iniziativa assai interessante, proficua. Discutere di nautica è un fatto importante per la nazione. La produzione delle navi, delle imbarcazioni, i servizi che vengono fatti alle imbarcazioni diventano una risorsa per questo Paese. In questo senso auguro a tutti buon lavoro e vi ringrazio per essere qui, anche per l'invito. Dico subito che non potrò trattenermi più di tanto, perché poi ci sono altri impegni che un salone importante come quello di Venezia costituisce un po' per tutti i soggetti, anche le istituzioni, e quindi anche da questo punto di vista va riconosciuta chi ha avuto questa idea di portare avanti il bene di questa città. In pochi anni il salone è diventato veramente un punto di riferimento, senza essere competitivo con altre realtà che si svolgono in altre parti del Paese. Grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro. Un grazie sentito sincero al nostro prefetto, a Sua Eccellenza Darko Pellos, per la sobrietà e per la puntualità dei suoi accenni. Spesso e volentieri la nautica italiana è stata bistrattata e non mi dilungo sulla questione del passato, perché siamo persone tutti insieme che guardiamo al futuro. L'accenno che faceva appunto Sua Eccellenza sulla questione di importanza per il lavoro, per l'economia, la socialità, la crescita complessiva di questo Paese che è baciato dal sole e dal mare, è il nucleo fondante del nostro motivo di essere qui. Finisco le parti, come dire, formali, ma che diventano sostanza. Invito qui la senatrice Simona Petrucci e do lettura al saluto che ci ha voluto fare il Ministro per il Mare, Nello Musumeci. Elena, gentilmente se puoi venire. Dottoressa Petrucci. No, se vuole stare qui, perché Elena sta preparando una cosa. Ecco. Il Ministro Musumeci, a tutti noi. Caro Presidente, affido a questa mia breve nota il rammarico per non poter partecipare al convegno sulla transizione ecologica, energetica e digitale, organizzato dalla sua benemerita associazione. Il rigore della mia agenda di lavoro, purtroppo, non me lo consente. Avrei avuto in particolare il piacere di ricevere personalmente il prestigioso riconoscimento Venezia per il Mare, che immeritatamente avete voluto conferirmi.
Ho pregato la collega senatrice Simona Petrucci di sostituirmi per l'occasione. Confidando in una prossima più fortunata opportunità di incontro, approfitto per rinnovare a lei ed a tutti gli aderenti ad Assonautica Venezia ed Assonautica Italiana l'apprezzamento per il lavoro e l'impegno profusi quotidianamente. Un caro saluto, Nello Musumeci. Lo porterò a Nello, prometto. Ecco, consegniamo alla senatrice il premio Venezia per il mare, facendo attenzione, molta attenzione all'oggetto. È il Leone di San Marco in vetro di Murano con polvere d'oro fusa. Solo per dire, io ero l'altro giorno, giovedì ero con il Ministro, felicissimo di questo premio. Purtroppo in questo periodo abbiamo tantissimi impegni legati anche alle campagne, lo sapete, le prossime campagne elettorali, però soprattutto è preso da quello che è in questo momento una situazione un po' particolare, che è quella dell'emergenza in tutta Italia, ma soprattutto nelle nostre regioni, sapete, Toscana e Emilia Romagna per via dell'alluvione, e la Campania per quello che è il problema del bradisismo. Quindi oggi si recava a vedere delle particolari situazioni e per questo non è potuto venire, ma vi manda un caloroso saluto a tutti. Grazie ancora. Invito Giovanni Acampora ad accompagnare il premio. Per te ci sono altre sorprese, prego. Grazie. Allora, io sono molto contento che insomma questo premio vada al ministro Nello Musumeci, che è una persona straordinaria. Io dico sempre che è il ministro delle politiche del mare migliore che ci potesse capitare. Primo motivo perché è un isolano, quindi conosce i problemi delle isole, conosce i problemi della marittimità. È una persona straordinaria, una persona con cui abbiamo lavorato benissimo come Assonautica Italiana e con cui abbiamo iniziato un percorso difficile, complicato, che ha portato alla redazione del primo piano triennale del mare. Insomma, abbiamo finalmente il Dipartimento per le politiche del mare. Insomma, è un approccio nuovo al mondo del mare, in cui, devo dire, il riconoscimento va, questo va detto, alla pazienza, alla perseveranza, alla capacità, alla lungimiranza del nostro ministro Nello Musumeci. Quindi io sono molto felice, insieme a Assonautica Venezia, che questo premio possa andare per il tramite della senatrice Petrucci, che tra l'altro è anche la presidente dell'intergruppo parlamentare sulle politiche del mare di Camera e Senato, giusto? Quindi voglio dire, credo sia la migliore messaggera di questo straordinario riconoscimento che noi vogliamo dare a una persona eccezionale. Grazie. Altri saluti di casa che entrano nel pieno del nostro focus. Boscolo Giovanni Moretto, in rappresentanza del nostro presidente Massimo Zanon, è caramente con noi per tanti motivi, tra i quali la mia amicizia personale da oltre 35 anni. Buongiorno a tutti i presenti, porto i saluti del Presidente della Camera di Commercio Massimo Zanon, ringrazio il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ci ospita in questa straordinaria cornice dell'Arsenale, ringrazio l'Assonautica nella figura di Marino Masiero, amico, come giustamente ha sottolineato lui, e tutto il suo staff per l'invito e per l'organizzazione di questo importante convegno della transizione ecologica. Rivolgo poi un saluto a tutte le autorità politiche, civili e militari. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo è impegnata dal 2018 a fianco di Luigi Brugnaro nella realizzazione di questo importante evento internazionale che è il Salone Nautico di Venezia. Sono tante e grandi le soddisfazioni che ne derivano da questo salone, soddisfazioni frutto del grande lavoro che ogni anno viene richiesto. Basti pensare che in soli 6 anni il Salone Nautico di Venezia è arrivato quest'anno ad ospitare 250 espositori, dei quali oltre 50 provenienti dall'estero. Più di 350 barche sono esposte su 55.000 metri quadri di bacino dedicato.
Questi sono i grandi numeri che evidenziano l'importanza della manifestazione. Il Salone Nautico 2025, oltre al tema della transizione ecologica, parla di sostenibilità ed innovazione. Sostenibilità e innovazione sono due degli obiettivi strategici che si sono attribuiti le Camere di Commercio e che consentono al nostro ente di essere sempre vicino alle aziende del territorio. Questi obiettivi, insieme a formazione e orientamento del lavoro e promozione del territorio, vengono rafforzati ogni anno dalle Camere di Commercio in ottica di sviluppo del territorio dei settori economici, per Venezia sia per Rovigo. Questi sono i motivi che la Camera di Commercio di Venezia, quale ente delle imprese e per le imprese, anche attraverso Assonautica Venezia, è particolarmente attiva nel dare visibilità e supporto alle aziende che investono in ricerca, sviluppo e produzione di barche a propulsione alternativa rispetto ai motori endotermici. Possiamo dire che la transizione ecologica, attraverso gli importanti risultati raggiunti, dalla nautica da diporto alle navi da crociera, dai trasporti marittimi fino ad altri settori coinvolti, oramai non si trova più in una fase di sperimentazione, ma di sviluppo e innovazione. Va ribadito che la transizione energetica ed ecologica ormai non sono più rinviabili. Ciò che deve essere chiaro è che la parola sostenibilità va sicuramente coniugata alle imprese e all'impatto che ne consegue nella nostra società. Oggi si parla anche di adeguamento del sistema nautico costiero italiano agli standard europei. Siamo testimoni di una crescita significativa del turismo costiero e della Blue Economy, che rappresentano un pilastro fondamentale della nostra economia. Tuttavia, è essenziale affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un contesto globale caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e da una necessaria transizione energetica. I dati parlano chiaro: il valore reale dell'economia del mare incide oltre il 10% sulla ricchezza nazionale, dato che ci pone come leader nel contesto euro-mediterraneo. Tuttavia, per mantenere questa posizione dobbiamo chiederci se i servizi offerti dal nostro settore turistico siano realmente all'altezza delle aspettative europee. La qualità non è solo un obiettivo, è diventato una necessità. E qui entra in gioco il ruolo fondamentale delle Camere di Commercio. La domanda che ci poniamo è: come possiamo garantire alle imprese del nostro settore, che spesso si trovano in difficoltà nel raggiungere gli standard qualitativi richiesti, ad adeguarsi all'innovazione della transizione energetica e digitale? È nostro dovere insistere su questo punto. Ecco che accompagnare le imprese alla transizione ecologica e digitale non va vista solo come un'opportunità, ma una vera e propria necessità per il futuro. Un aspetto cruciale di questa trasformazione è l'adozione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può migliorare enormemente l'efficienza operativa, ottimizzare i servizi ed offrire esperienze personalizzate ai clienti. Tuttavia, è fondamentale che le imprese si dotino di una necessaria formazione per sfruttare al meglio queste tecnologie. In Italia l'uso dell'intelligenza artificiale è ancora relegato a una posizione di svantaggio rispetto agli altri paesi, dove nello scenario europeo il nostro paese ci vede ancora molto indietro. Se vogliamo rimanere competitivi e concorrenziali a livello europeo ed extraeuropeo, dobbiamo investire nella formazione e nell'adozione di queste tecnologie. La creazione di corsi e programmi di formazione specifici in collaborazione con le Camere di Commercio e le istituzioni sarà fondamentale per garantire alle nostre imprese come affrontare la concorrenza con successo. In questo contesto le Camere di Commercio possono attuare una serie di interventi concreti per supportare il sistema della Blue Economy e migliorare l'efficienza della qualità dei servizi delle imprese turistiche, ed alcune delle azioni suggerite includono i corsi di formazione e workshop, piattaforme di network, supporto all'innovazione e quindi fornendo consulenze e supporto finanziario a progetti innovativi, come l'implementazione di tecnologie sostenibili e la creazione di nuovi servizi turistici, inclusa una nuova mobilità alternativa, tanto cara al nostro presidente di Asonautica Venezia Marino. Analisi di mercato, quindi offrire analisi e report sul mercato turistico, aiutando le imprese a comprendere le tendenze e le aspettative dei clienti per adeguare la loro offerta di conseguenza.
la promozione di iniziative ecosostenibili, incentivare le imprese ad adottare pratiche sostenibili attraverso certificazioni e riconoscimenti che possano aumentare la loro attrattività. Mi avvio alla conclusione ribadendo che il nostro patrimonio costiero è inestimabile e rappresenta una risorsa strategica. Dobbiamo essere pronti a investire nel futuro e perseguire per il bene comune e a garantire che l'Italia rimanga un punto di riferimento cardine nel panorama internazionale del turismo blu. Solo così potremo creare un sistema turistico costiero all'altezza delle aspettative, in grado di affrontare le sfide di oggi e di domani. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, anche attraverso le lodevoli iniziative di Assonautica, supporta questo modo innovativo e moderno di fare impresa, pur conservando le straordinarie maestranze e tradizioni legate al mondo della nautica del nostro territorio. Credo che questa sia la via giusta. Andiamo avanti con responsabilità e fermezza su questa strada. Grazie e buon salone a tutti. Grazie Gianni Moretto, grazie alla Camera di Commercio che ho l'onore di rappresentare come braccio operativo nella Blue Economy. Riguardo alla questione, facciamo un cambiamento di palinsesto, di interventi, anche perché tra l'altro il nostro assessore De Martin vuole ascoltare altri interventi per poter intervenire puntualmente sui temi che proponiamo. Invito qui il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora, puoi farlo anche da lì. Gianni Moretto giustamente è padrone di casa e quindi viene all'eggio. Una provocazione, Presidente, ne approfitto. Gianni Moretto parlava di mobilità smart, che è molto, come dire, vero, che mi sta a cuore. Pensate a un paese che non si sposta solo con i treni, con gli aerei e con le automobili, ma pensate a un paese che si sposta con, o meglio, i nostri ospiti stranieri eccellenti che arrivano con un aereo privato, con un aereo che non ha bisogno di grandi brevetti, sto parlando degli ultraleggeri. Oggi abbiamo in Europa 250.000 velivoli ultraleggeri che possono arrivare dal media Europa in 2 ore, 3 ore, circa 300 km all'ora di velocità, in velocità di crociera, con una spesa assolutamente minima e di carburante e di manutenzione. Dobbiamo creare un sistema di aviosuperfici che costano molto poco. Con 100.000 euro si riesce a fare un'aviosuperficie in erba, e questo corridoio aereo che c'è nella via dei Balcani manca nel nostro paese. E quindi su questo tema e sul tema degli idrovolanti, che però non voglio affrontare oggi perché faremo insieme ad Assonat ed Assonautica Italiana un convegno sulle idrosuperfici, ne parleremo in una prossima occasione. Giovanni Acampora. Grazie Marino. Io tanto voglio ringraziare, bravo Marino, voglio ringraziare Assonautica Venezia, ma il Comune di Venezia, la Camera di Commercio, l'organizzatore Doria, insomma, è una cosa straordinaria questo salone. Ogni anno che vengo è sempre un'emozione sempre più bella, sempre più emozionante. Ecco. Qui siamo nel luogo della storia, a questo posto l'Arsenale è, diciamo, dove si respira la storia della marittimità italiana, e fare un salone nautico qui, io lo dico sempre, lo dicevo alla senatrice Petrucci prima, ci sono altri saloni nautici in Italia, non faccio i nomi, ma devo dire qui veramente ti si apre il cuore. Ecco, questo lo volevo dire, e lo volevo dire come plauso a continuare, e noi ci saremo sempre in tutte le edizioni come Assonautica Italiana, come Assonautica Venezia, perché il nostro compito è esattamente quello che si fa oggi qui, cioè incominciare a ragionare insieme tra istituzioni nel disegnare le traiettorie di quello che sarà l'economia del mare nel prossimo futuro. Lo facciamo attraverso una serie di iniziative come Assonautica Italiana, perché Assonautica Italiana è, e qui mi collego all'amico collega Gianni Bosco Moretto, perché
è il sistema camerale. Il sistema camerale, l'ha detto io quando sentivo te Gianni che parlavi, mi si apriva il cuore, perché io sono anche presidente di Camera di Commercio, quindi so quello che facciamo, so gli sforzi che facciamo, so quante iniziative mettiamo a terra per le imprese. In questo caso attraverso, come ha detto Marino, attraverso l'Astronautica Italiana, che è parte integrante del sistema camerale, riusciamo a mettere a terra una serie di iniziative importanti nei settori che sono quelli dell'economia del mare. E come sa bene la senatrice Petrucci, che è anche la Presidente dell'intergruppo parlamentare, come dicevo prima, di Camera e Senato sull'economia del mare, lo sa bene, lo sanno bene, questo governo lo sa molto bene quanto è importante, quanto sono importanti per questa nazione quegli 8.000 chilometri di costa, quei 40 milioni di persone che vivono, come sa bene Antonello, a 20-30 miglia massimo dal mare. Noi abbiamo una popolazione incredibile che vive sulla costa, abbiamo imprese che vivono e lavorano in quella striscia di terra, e queste imprese muovono oltre il 10% del PIL italiano. Ragazzi, stiamo parlando di numeri, io non voglio togliere il lavoro all'amico Presidente Ossermare, coordinatore, ma credo che siamo intorno ai 180 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di cifre clamorose. E per tanti anni nessuno ne ha parlato. Ecco, io voglio aprire un attimo un po' alcuni diciamo, sentieri. Nessuno ne ha parlato, o quantomeno era molto sottovalutato. Pensare che noi viviamo in una penisola che è completamente bagnata dal mare e si parla poco di economia del mare, si parla poco di sfruttare, tra virgolette, perché sfruttare va sfruttato assolutamente per i temi dell'economia, ma poi va anche salvaguardato quel fragile equilibrio dell'ecosistema marino che per noi è fondamentale. Quindi trovare l'esatto connubio, ma non se ne è mai parlato. Allora io do merito, devo dire questo, so che lei sarà molto contenta ora perché dirò queste cose, a questo governo di aver aperto gli occhi, di aver acceso una luce rispetto al fatto che noi dobbiamo incominciare non solo a parlarne, dobbiamo incominciare a capire che la nostra penisola può diventare l'hub energetico di tutta l'Europa, del Mediterraneo. Dobbiamo capire che oggi, proprio tornando al tema del tuo convegno, bisogna intercettare i driver della sostenibilità, perché i driver della sostenibilità sono quelli che crescono di più in questo Paese. E che le aziende pensano a volte che dobbiamo metterci in regola sui criteri della sostenibilità è un costo, è un impegno, ma come sa bene Simona, se è fatto in maniera oculata, hai un guadagno non solo economico, ma reputazionale, che poi si traduce in un guadagno economico. Quindi dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di sfruttarla, questa opportunità, che non è un costo, non è un sacrificio, ma deve essere un'opportunità. Poi dobbiamo essere bravi a non cadere nella provocazione e nell'errore che è stato fatto con, diciamo, le scadenze che l'Europa ci imponeva, che sono impossibili da mantenere. Tant'è vero che proprio ora in Commissione europea, per fortuna, si è riaperto il dibattito sugli obiettivi del Green Deal, perché non è possibile pensare che in 20 anni si toglie, faccio un esempio, il parco macchine dell'automotive, ma non è possibile, si trasformi, non è possibile. Bisogna mettere, io lo dico sempre, intanto trovare una forma di transizione sostenibile, digitale, energetica, che sia compatibile con le esigenze delle imprese. E le esigenze delle imprese sono quelle, come sa Gianni, di avere supporto finanziario, quindi occorre in tutti i processi, occorre una revisione del nostro piano industriale come imprese che vada verso la sostenibilità, cioè se ci pongono degli obiettivi dobbiamo avere un'agenda sostenibile e per avere un'agenda anch'essa sostenibile abbiamo bisogno di soldi, questo lo dico con molta chiarezza perché è così, poi li voglio chiamare soldi ma perché per renderla più cruda, però potrei dire investimenti finanziari o risorse, ma sono soldi, le imprese hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di credito, hanno bisogno di semplificazione e qua il sistema camerale è straordinariamente presente perché ricordiamoci che Unioncamere ha una commissione con il nuovo Presidente Andrea Prede che non c'è presente ma è qui con noi su questi temi, c'è una commissione che sta proprio alla Camera e al Senato perché deve dibattere sulla semplificazione. Se ci chiedono di far diventare la nostra azienda sostenibile e poi per avere un nulla osta, un parere paesaggistico ci vogliono anni, allora questi dicono e poi la colpa è la nostra che non ci adeguiamo. Allora bisogna lavorare su tutti questi asset e questo lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme. Allora ben vengano momenti come questi, ben venga il confronto, in questo l'Astronautica Italiana
credo che sia quel collante con le associazioni. Io penso che Luciano sa quanto lavoro abbiamo fatto insieme con le associazioni datoriali, poi c'è sempre qualche associazione che vuole fare la prima donna, però questo ci sta. Diciamo, è così, la competizione c'è tra associazioni datoriali, però noi non siamo un'associazione datoriale. Noi siamo l'istituzione, siamo il sistema camerale che le rappresenta tutte le associazioni. Abbiamo una corsia privilegiata, attraverso questi eventi la mettiamo a terra, attraverso l'interlocuzione, come sa Simona, con la politica cerchiamo di arrivare a Dama, attraverso, e qua so che Gianni sarà contento, attraverso migliori pratiche, non mi piace dirlo in inglese, le migliori pratiche sulla digitalizzazione. Noi abbiamo i PID, che insomma voglio dire è accreditato come una delle migliori pratiche a livello europeo, e quindi noi aiutiamo le imprese nella digitalizzazione, facciamo i manager digitali, insomma noi facciamo quello che possiamo fare e lo facciamo, io credo, come sistema camerale molto bene. Dobbiamo avere l'ausilio della politica, la collaborazione delle associazioni datoriali, nella consapevolezza che temi come questi, in momenti geopolitici così complicati, non si risolvono se non si fanno tutti insieme, se non tutti quanti si danno una mano. La direi come Papa Francesco diceva, la buona di Papa Francesco, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. È banale, ma di fatto è così, perché se no la barca non va da nessuna parte. Non l'ho preparata questa, ma questa è nel nostro DNA, ecco ragazzi, è nel nostro DNA. Momenti come questi sono, secondo me, significativi, dobbiamo fare tanti altri, dobbiamo scaricare a terra tutte le nostre buone idee, perché la politica delle chiacchiere non serve a nessuno, Simona, ma serve la politica dei fatti, e su questo Associazione Italiana, sistema camerale, io parlo per noi, ci sta e ci starà. Grazie. Tanta concretezza in una visione complessiva e globale dell'economia italiana nell'ambito europeo, quella del nostro Presidente Giovanni Acampora. Ha fatto un passaggio, come dire, sottolineando un aspetto fondamentale di quelle che potrebbero essere le soluzioni alla questione energetica. Pensate che noi abbiamo, nei nostri mari, abbiamo una produzione di energia che, se riuscissimo a sfruttarla, è 4 volte tanto il consumo di energia che il mondo in questa giornata consuma. Cioè, se noi riuscissimo, attraverso la presenza dello Stato, delle istituzioni, del Parlamento, delle associazioni di categoria, a fare squadra, metterci insieme a lavorare con le imprese, agevolando le imprese che riescono a fare ricerca in maniera forte, in questo momento la stiamo facendo, ma non siamo ancora arrivati a questa dimensione in termini di coscienza, in termini di capacità di capire quale sarà la soluzione al nostro futuro. Ecco, se noi riuscissimo a fare questo, forse saremmo 5, 10, 20 passi avanti rispetto a questa questione. Le onde del mare producono 4 volte l'energia che il mondo consuma in questa giornata. Andiamo a toccare la questione delle imprese portuali turistiche, siamo in un salone nautico, invito ad intervenire il professor avvocato Luciano Serra. Professore avvocato Luciano Serra, fine giurista che si occupa anche di nautica e di portualità. Prego. Grazie. Scusate, parlo in piedi perché mi sento più sicuro, altrimenti sono più timido. Intanto, in primis, ringrazio l'assessore e la senatrice perché vogliono parlare per ultimi, perché spesso capita in tutti i convegni che i politici parlano, poi per appuntamenti istituzionali vanno via. E noi portatori di partita IVA siamo un po' umiliati da questa cosa, perché è un sacrificio, no? Trovare, coinvolgere tante persone, e poi spesso questo non accade, ci manca quella forma di rispetto istituzionale che non pretendiamo, però che comunque anche essere coccolati o comunque avere un minimo di supporto ci fa piacere. Quindi grazie perché avete espresso il desiderio di parlare per ultimi. Il secondo concetto che voglio esprimere è questo. Noi siamo associazioni di categorie, portiamo i nostri interessi avanti, facciamo le nostre battaglie sindacali, ma ci sono dei temi dove noi non possiamo avere la mancanza di umiltà e aspirare ad essere dominanti. Noi portiamo la nostra acqua,
il nostro contributo per migliorare quelli che sono i progetti istituzionali. Ma spesso, nella mia abbastanza lunga esperienza in questo settore, si cerca invece di prevaricare le posizioni dell'una o dell'altra. In questo senso le Camere di Commercio per lungo tempo non sono state presenti, hanno avuto questo grande potere economico, potere politico, istituzionale. Fortunatamente dagli anni 2020-2022, quando il Blue Forum appunto è stato istituito e Acampora giustamente ne è il fondatore e comunque l'ideatore, abbiamo assistito ad una fase diversa, cioè quella di riuscire a mettere intorno a un tavolo tutti gli attori. E Acampora Giovanni l'ha accennato in maniera corretta. Io, che sono un po' più libero, lo voglio dire in maniera un po' più precisa. Non è un piacere che le Camere di Commercio coordinino, è un dovere, perché se non avete la forza di coordinare le associazioni non si va da nessuna parte. Quindi a un certo momento le associazioni, per quanto siano brave, serie, che abbiano ottenuto successi, potete elencarli tanti in questo momento, no? Hanno comunque un valore settoriale e quindi avete l'obbligo di seguirci in maniera puntuale. È una manovra difficile, certo che è difficile, ma se si parla del bene dello Stato, del bene pubblico, è un dovere, quindi vi dovrebbe riuscire, figuriamoci per la politica, no? Allora, dato che appunto anche politici, anche giovani politici, hanno più carica dei vecchi politici, a Simona, la senatrice Petrucci, che conosco, che è già talebana di suo, quindi è una persona viva, gli auguro di mantenersi in questa posizione. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto, noi abbiamo assistito alle primi convegni la Blue Economy sostenibile, ora si parla di transizione ecologica, quindi c'è un'evoluzione importantissima. Per noi imprenditori c'è appunto l'aspetto di dove trovare la finanza. In questo caso posso dare un contributo come Assonat, perché ora al 18 presenteremo il primo piano strategico dell'opportunità turistica italiana. Abbiamo lavorato con umiltà a realizzare questo volume, che ha però un significato non solo di dati tecnici, che appunto ci sono altre figure che perseguono questo obiettivo. Il nostro obiettivo è di portare diciamo, questa idea a livello istituzionale, cioè gli imprenditori che rappresentano l'opportunità turistica devono essere sostenuti. Certamente imprenditori che portano la partita IVA correttamente, generale, ma come giudice tributario vi posso dire che abbiamo fatto passi in avanti importanti. E per fare questo bisogna assolutamente avere dei rapporti giusti con gli istituti di credito. Noi abbiamo sottoscritto una convenzione con la società più importante in Italia, la SACE, che è titolata, che è proprietaria del MEF, quindi la massima trasparenza, e SACE ci ha consentito di dire: benissimo, vi accompagniamo in questo percorso di miglioramento, di transizione, garantendo per voi dandovi a voi quelle garanzie che vi consentono di accedere ad avere del denaro a un tasso agevolato, a un tasso migliore. È lì la chiave di volta. L'imprenditore di serio, con bilanci seri, si può rivolgere alla SACE, può ottenere queste garanzie e questo ci consentirà di portare avanti questa transizione ecologica, energetica, digitale. L'ultimo aspetto che evidenzio è quello di un altro problema atavico per l'Italia, la burocrazia. E qui, ragazzi, non si può scherzare, perché fare l'imprenditore in Germania, in America, in Svizzera, ci andiamo noi, si vincerebbe 10-0. Farlo in Italia è tutto un altro problema, perché le leggi si interpretano, non si applicano, perché è tutto un modo di rapportarsi sempre in maniera, superflua in questo. E questo ci crea tanti danni. Quindi un altro impegno, oltre alla transizione ecologica, oltre al valore della Blue Economy, sarà quella di togliere questa burocrazia. In questo senso abbiamo fatto delle proposte, non voglio tediarvi sul tecnicismo, ma vogliamo avere procedure che prima di tutto valgano dall'Alpi alle piramidi, signor Prefetto, perché qui ci sono norme che disciplinano il Veneto, norme che disciplinano la Sicilia, e quindi uno deve essere imprenditore siciliano o imprenditore veneto per poter
diciamo, di avere una cultura per poter andare avanti. Quindi, dato che l'Italia è una, senatrice, bisogna andare avanti su questo piano. E questo fatto creerebbe un enorme vantaggio per noi imprenditori. Chiudo dicendo, intanto chiaramente ringrazio tutti i presenti, questa sala è talmente bella che ci deve anche rendere responsabili di quello che possiamo dire e che diciamo con sincerità, perché uno deve, almeno nella vita si dovrebbe dire quello che si pensa e si pensa quello che si dice, no? Però insomma delle volte cambia, ci sono occasioni, non possiamo, un po' possiamo trattenerci, bisogna avere anche un ruolo un pochino più, non ti dico istituzionale, ma più garbato. Mi dispiace che oggi non ci sia presente Confindustria Nautica, che è un altro elemento fondamentale dell'economia del mare, perché producono navi, producono imbarcazioni, producono quello che ci rende famosi in tutto il mondo, ma non facciamo l'errore della Fiat che produceva macchine e non avevamo strade, non avevamo parcheggi, perché poi con questa storia si esporta tutto. Io penserei che anche gli italiani potrebbero godere qualcosa di più nel mare, no? Quindi io applico l'idea che le forze di polizia si aprino al nostro mondo, per esempio la Marina è uscita dalle loro caserme e ci sta dialogando in maniera importante con tutti i fattori economici. La stessa Guardia di Finanza, che chiaramente si muove in punta di piedi, ma ha aperto anche a un dialogo con le associazioni, un aspetto importante perché si deve partire dalla presunzione di innocenza, almeno quando si studiava all'università la presunzione di innocenza ce la dobbiamo avere per tutti, poi chi sbaglia pagherà. Quindi mi auguro che anche questa forma di collaborazione istituzionale tra le forze di polizia e le associazioni e in questi momenti di convegno si consolidi. Grazie. Grazie al Presidente di Assonat Confcommercio, l'Associazione Nazionale dei Porti Turistici, la più importante associazione nazionale dei porti turistici, per il suo intervento. Io adesso chiederei di fare l'intervento alla senatrice Simona Petrucci. Devo leggere i suoi incarichi, senatrice, perché ne ha tanti. Lei fa parte della Commissione del Senato che si occupa dell'ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica. Per la senatrice Petrucci io avrei preparato delle domande, quindi se lei è così paziente di seguirmi vi farò 3 domande. Da anni lei si occupa sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista professionale di ambiente e transizione energetica e digitale. Qual è la sua visione in merito? Ad esempio, il trasporto marittimo a Venezia viene effettuato in massima parte tramite motori diesel, mi fa molto piacere che sia qui l'amministrazione comunale, la persona, l'assessore De Martin. I nostri motori, i motori che fanno il trasporto del materiale acqueo sono Euro 0. C'è un problema normativo importante che riguarda questa questione. Però io non la metterei dal punto di vista critico, io la metterei come proposta e come percorso da fare in futuro. Abbiamo necessità di dotarci di una normativa che poi deve essere espansa a livello nazionale, perché abbiamo le aree marine protette dove possiamo anche entrare con dei motori Euro 5, Euro 6, ma non sono comunque adeguati. Quindi questo è uno spunto per poter metterci tutti a confronto e costruire un nuovo parco motori delle imbarcazioni. Quindi, senatrice, su questa questione, quale impatto potrà avere una norma? Cosa pensate di fare in Senato, in Parlamento, che regoli anche questo ambito? Sì, grazie a tutti, grazie dell'invito. Per me è sempre un onore far parte di questi convegni perché riusciamo a portare la parola del Parlamento oltre del Governo, dato che oggi sostituisco anche il nostro Ministro Nello Musumeci. Io vorrei prima, se mi permettete, fare 2 appunti a chi mi ha preceduto, agli amici Giovanni, tutti i Giovanni, qui abbiamo Giovanni e il mitico Serra Luciano, Giovanni è il figlio, con cui praticamente condividiamo con Luciano da oltre 9 anni. E con Giovanni invece da 3 anni questa passione soprattutto per portare a conoscenza determinate realtà politiche ai cittadini.
come diceva Giovanni, negli ultimi anni abbiamo un po' nascosto quello che era la grande potenzialità del nostro mare, vuoi per come era stata impostata l'idea di sostenibilità, di economia circolare, no? Era entrato nell'uso comune utilizzare locuzioni, doppie parole con un significato particolare senza poi capire l'utilizzo di quelle parole cosa poteva comportare. L'Europa ha preso queste parole, le ha messe insieme e ha dato degli input precisi, senza però rendersi conto quello che c'era dietro, senza capire che dietro c'erano aziende con delle situazioni economiche, delle situazioni strumentali, delle situazioni, delle realtà, dei bagagli che si portavano dietro da anni, che difficilmente riuscivano ad adeguarsi a quei format imposti dall'Europa. Mi ha definito talebana, io in realtà, perché qualche anno fa, sì, talebana mi ha definito Luciano, perché qualche anno fa ho detto che l'ideologia dell'Europa era un'ideologia talebana, cioè non permetteva di fare nulla se non ai paesi del nord Europa, quei paesi che avevano già sviluppato tecnologie o che hanno delle realtà completamente diverse dalle nostre. Io sono stata ad Oslo per vedere quello che è una delle più grandi tecnologie per la sostenibilità, quella della capture della CO2, cioè dove viene catturata la CO2 e viene immessa nell'oceano attraverso dei pozzi profondi. Cosa fanno? Loro non fanno parte della comunità europea, hanno grandi però disponibilità di soldi che diamo noi, che abbiamo dato noi, italiani, francesi, spagnoli, a loro come? Loro hanno detto, noi vi vendiamo i certificati verdi, i famosi ETS, e poi vengo alla domanda dei battelli. Noi vi vendiamo i certificati verdi perché? Perché noi siamo in grado di abbattere la CO2. Noi tanta ne produciamo e tanta ne abbattiamo. Avete presente cos'è la Norvegia? È più estesa dell'Italia e ha 5 milioni di abitanti. È un parco verde. Grazie, scusatemi. Al cavolo, come si dice noi in Maremma, io sono toscana e sono della costa, loro hanno delle potenzialità completamente diverse da noi. Quindi perché applicare le norme che hanno deciso loro sulle nostre realtà? Allora, a me va bene fare la transizione ecologica, io sono un geologo, quindi da anni mi batto per l'ambiente, perché l'ambiente sia un ambiente sano, sia un ambiente pulito, ma questo non vuol dire ammazzare la nostra economia e le nostre aziende. Vanno bene i certificati verdi, ma dammi la possibilità di produrli anche a me i certificati verdi, di fare quelle tecnologie per produrre certificati verdi, perché le mie aziende devono adeguarsi, devono pagare questi contributi, ma poi io Stato quei contributi non li devo dare all'Europa, li devo far tornare alle mie aziende, a quelle virtuose che investono nelle nuove tecnologie. Io sono stata relatrice del decreto ETS, guardate, 3 miliardi e mezzo di quote pagate dalle nostre aziende, quest'anno sono entrate anche le navi, per ovviare al problema delle emissioni delle CO2. Ecco, di questi soldi una parte l'abbiamo dovuta ridare all'Europa, che l'ha ridistribuita a quelle realtà che sono più avanti di noi. Più avanti perché vi ho detto, geologicamente, morfologicamente e dal punto di vista di densità di popolazione completamente diverse da noi. Di questi soldi una parte sono tornati nelle tasche degli italiani e quello che stiamo facendo e quello che ho fatto io come relatrice è che da qui in avanti quei soldi devono tornare alle aziende affinché le realtà come quelle di Venezia possano cambiare i motori altamente tecnologici, scusatemi, ma anche poco inquinanti, e diventare finalmente sostenibili. Questa è l'idea di sostenibilità, quella di riuscire a fare una transizione nel tempo giusto. E il tempo giusto lo decide l'Europa, ma in funzione di quella che è la nazione. La nostra nazione Italia ha dei tempi completamente diversi da quella della nazione Norvegia. Quindi io mi sto battendo per questo e non in maniera talebana, ma secondo me in maniera italiana, cercando di capire quelle che sono le esigenze delle nostre aziende,
contestualmente a quella che è la bellezza del nostro paesaggio. Grazie senatrice. Mi fa piacere che lei abbia colto il senso della mia domanda, che approfondisco a fare. Da poche settimane lei ha costituito l'intergruppo parlamentare per l'economia del mare. Parlavano i presidenti Serra, Campora della necessità, ma anche Gianni Moretto, insomma chi mi ha preceduto, della necessità di interloquire e di confrontarsi per costruire un paese, non per fare i tifosi di una parte piuttosto che dall'altra. Quindi l'intergruppo parlamentare non è altro che un gruppo che prende tutti insieme e che vi vedrà dialogare su questi temi. Bravissimo. Noi abbiamo bisogno di risorse, prima il Presidente Serra, no, il Presidente Campo ha parlato, abbiamo bisogno di soldi, ed è così, l'impresa ha bisogno di supporto, che non vuol dire sostituirsi all'impresa, vuol dire dare lo stimolo perché qualcuno cominci prima e lo faccia rapidamente e diventi un esempio da emulare per tutti gli altri. Io dopo all'assessore De Martini farò delle domande pressanti su questa questione. Ecco. Noi abbiamo necessità di partire. Bene, allora. Per partire abbiamo bisogno di finanziare l'impresa e agevolarla nella transizione in maniera tale che questa sia percorribile e che non diventi un problema sociale, che non facciamo morire le imprese. Ecco, è uno dei temi che stiamo portando avanti con l'intergruppo. Perché nasce l'intergruppo? Perché, come diceva il Presidente Campora, manca il Ministero. Quindi non era stato messo il Ministero, non era stato istituito nei precedenti governi, l'attuale governo ha voluto il Ministro. Perché il Ministro e non il Ministero? Perché nuovamente le cose si fanno in maniera sensata. Prima si cerca di capire e poi si istituisce. Non è che dall'oggi al domani si costruisce una cattedrale nel deserto. Dobbiamo identificare la persona che può guidare quel ministero per poi portarla ad avere tutte le autorità e tutte le competenze necessarie sul nostro territorio. Quindi noi ci siamo messi con l'intergruppo voluto anche dal ministro Musumeci, siamo un po', diciamo, la parte che coadiuva i lavori del Parlamento con quelli del ministro, con la parte ministeriale. Sono 45 parlamentari di tutti i colori politici, ma la cosa bella, di tutte le realtà regionali e morfologiche della nostra Italia. Si va dalle grandi città a tutta l'area costiera, alle isole, all'entroterra. Perché? Perché abbiamo capito che il mare, con i 180 miliardi, con gli 8.000 chilometri di costa, di tutti questi input che ormai sentiamo in tutte le occasioni quando parliamo di mare, in realtà interessano tutti, anche chi abita all'entroterra. Io sono stata a vedere le scuole di formazione, l'ITS, pazzesca. Cioè, lì sono ragazzi che vengono dal centro Italia interessano come, scusate, tutta la parte dell'Appennino, per crearsi un futuro, per crearsi un lavoro, e quindi non è che interessano solo veramente chi abita la costa, ma tutte le realtà e i cittadini italiani. In questo intergruppo noi affrontiamo tutto, dal turismo, abbiamo fatto dei sottogruppi, dal turismo a quello che è il problema dei finanziamenti delle imprese, come le imprese possono fare questa transizione. Abbiamo la cosa molto particolare e molto bella è quella delle criticità delle isole, dell'acqua, e quindi ci stiamo focalizzando anche su quelle che sono le possibilità di realizzare delle opere per trasformare l'acqua salata, quindi i famosi desalinizzatori, acqua salata in acqua dolce. Quindi un insieme di realtà che stiamo affrontando anche grazie al grande contributo che ci danno le associazioni, perché io sono una professionista, conosco delle realtà, certo non le conosco tutte, quindi ho bisogno sempre e continuamente del supporto dell'esterno, delle associazioni e di questi eventi. Grazie. Sulla questione delle isole e della continuità territoriale e della mobilità smart ne parleremo a quel famoso convegno. Pensate solo che le isole possono diventare quelle isole che raggiungiamo in più di una giornata anche. Ci sono delle isole che hanno bisogno di 3 cambi di vettore. Possiamo arrivare in queste isole in 45 minuti, senza aver bisogno di fare aeroporti. Basta avere uno specchio acqueo calmo e un'idrosuperficie. È una pratica che tra l'altro viene agevolata dalla normativa
aeronautica civile, perché permette agli idrovolanti che non hanno più di 19 passeggeri di entrare nei porti turistici come fossero delle imbarcazioni. Quindi cioè il legislatore in questo senso è più avanti di tutto il resto dell'attività della mobilità che io chiamo smart. In questi giorni lei è relatrice del DL sulla sicurezza delle attività subacquee. È un campo che pochi di noi conoscono, pochi di noi che siamo anche addetti ai lavori e che siamo subacquei da sempre. Ci racconta qualche cosa? Cioè, conoscono guardi, in tutta Europa, perché non c'è attualmente una norma che regolamenta tutte le azioni che vengono fatte sotto la superficie dell'acqua. Non esiste. Quindi esistono dei decreti ministeriali, esiste dei disegni di legge proposti qualche anno fa, poi si sono arenati in Parlamento. Questa norma, questa futura norma, in questo momento è all'attenzione della Camera, del Senato, della Camera Alta, come la chiama qualcuno, del Senato, riguarda praticamente tutte quelle attività che devono essere fatte sotto la superficie del mare, quindi tutta la sicurezza che riguarda quelle attività. Si va dalla possibilità ai civili, quindi ai turisti, di andare nei fondali ad esplorare le nostre bellezze. Si tratta delle ricerche, di quelle che è il futuro. Noi stiamo puntando tantissimo sulla ricerca dei nostri fondali marini. Sappiamo che solo il 2% è conosciuto effettivamente e scientificamente. Mi scusi, mi permetta una battuta. L'altro giorno in una audizione un'azienda ha fatto vedere che noi prendiamo il gas dal Nord Africa e ha realizzato quindi una condotta, senza però che ci fosse, diciamo, una tutela o una sicurezza normata, una condotta che arriva in Sicilia. Poi ho visto un'altra condotta, la famosa TAP, che arriva dalle coste della Croazia a noi per portare gas. Ecco, noi siamo nel mezzo, geologicamente parlando, mi permetto di fare un'affermazione, lì sotto noi abbiamo delle grandi potenzialità, delle grandi riserve, però finora per ideologia talebana non abbiamo fatto nessun tipo di ricerca e quindi ci piace prendere il gas dalle coste adriatiche di altri stati, dall'Africa, di altri stati sempre. Quindi noi non siamo stati in grado di conoscere il nostro sottosuolo. Ecco. Con questa norma andiamo a mettere insieme quelle che sono le azioni da fare per normare e per regolamentare, soprattutto anche per controllare quello che viene fatto nel sottosuolo. E un'altra cosa che fa è quella di andare a permettere in maniera più facile l'esplorazione per vedere veramente cosa possiamo estrarre, non deturpando la nostra nazione o il nostro mare, ma utilizzando quelle risorse che ci faranno diventare il più grande hub energetico del Mediterraneo. Grazie. Grazie senatrice. Un inciso del Presidente Acampora. Eccoci qua. Allora, secondo me ha trattato due argomenti estremamente interessanti al volo. Desalinizzazione, i dissalatori, so che tu sei molto brava. Noi abbiamo parlato del Blue Forum, l'ha detto Luciano Serra, che è questo luogo di incontro, questo pensatoio che ci sarà l'edizione, la quarta edizione il 10 e l'11 luglio a Roma, e uno dei temi sarà proprio quello di mettere in un tavolo, uno dei panel, perché per cui ti ho interrotto, è quello di mettere tutte la intelligenza scientifica. Faremo un tavolo dove tu ci sarai con tutte le università. L'ha scoperto ora, ma glielo voglio dire perché lei ci sarà, perché uno dei temi più importanti è proprio questo dei dissalatori. Cioè noi dobbiamo capire anche quali sono le risorse del futuro, come vedere anche quali sono le migliori pratiche, per esempio quelle israeliane, io so che sono bravissimi, Cipro. Ecco, lavoreremo anche su questo, quindi per far capire quanto sono importanti anche questi momenti di confronto. L'altro, l'underwater, di cui parlava Simona, vedo Antonello Testa osservare, e Gianni, noi abbiamo l'Istituto Taglia Carne, noi dobbiamo mettere in grado la politica di fare le scelte. Lei ha detto che deve andare a fare delle scelte su un tema così importante, perché noi conosciamo, come ha detto giustamente lei, molto più lo spazio che meno i nostri fondali marini, e nel Blue Forum stipuleremo un protocollo d'intesa
con Sistema Camerale, Union Camere Assonautica, Ossermare e la Scuola Nazionale della Subacquea, proprio perché noi dobbiamo mettere a disposizione un protocollo che farà, diciamo, come possiamo dire, un osservatorio dei dati, cioè noi dobbiamo mettere un monitoraggio e dobbiamo mettere in grado le istituzioni poi di orientare le proprie scelte. Ecco, in questo serve il sistema camerale, in questo serve il mondo delle associazioni. E ci sarai anche in quell'osservatorio, lei farà un po' il jolly in questi 2 giorni. Va bene? Grazie Presidente Acampora. Tornando sulle questioni della città di Venezia, abbiamo Massimiliano De Martin, che voi conoscete tutti, l'assessore all'ambiente, che sta giungendo con tutta la giunta alla fine del mandato elettorale e al quale il mio, come dire, pensiero vuole essere quasi una provocazione, cioè alla fine di un mandato elettorale un'amministrazione comunale fa il resoconto delle cose che ha fatto, ma magari potrebbe lasciare un segno forte sulla città, parca e soddisfatta della grande attività amministrativa svolta che tutti vi riconoscono. Sulla questione della transizione rispetto ai motori diesel all'interno della città, sulla rumorosità delle nostre barche, sulle carene che purtroppo continuano a perseguire modelli che arrivano dalla storia. I nostri topi sono i Bragozzi del 600, del 700, sono carene obsolete, superate rispetto a una progettazione di avanzata tecnologia idrodinamica che si sta tra l'altro affermando nel nord Europa. Bisogna dire anche che gli altri magari sono più bravi. Allora io quando insegno ai miei ragazzi in giro, quando vado negli ITS, quando vengo chiamato a dire qualche cosa, dico guardate che non è necessario inventarsi tutte le cose perché facciamo 10 volte tanta fatica. Noi dobbiamo prendere i migliori modelli che ci sono al mondo, elaborarli secondo quelle che sono le nostre esigenze, migliorarli, prototipare, come dire, quelle che sono le varianti che vorremmo applicare in funzione dell'uso che noi dobbiamo fare, che è sempre particolare in maniera specifica della città di Venezia. Ecco, tornando alla questione, riusciamo a dare un imprinting forte ai nostri trasportatori, alla mobilità pubblica e privata, in maniera tale che compatibilmente con la questione della sostenibilità sociale lavorativa, ripeto, l'ho detto prima, non possiamo permetterci di perdere impresa e perdere lavoro. Voi sapete come la penso sulla questione della stazione marittima, abbiamo commesso degli errori, a mio parere me ne prendo la responsabilità. Noi possiamo però oggi incidere sulla mobilità acquea della città andando ad emettere gas zero, rumore zero. Ieri per la prima volta nel Salone Nautico di Venezia vi invito a fare visita alla banchina dove ci sono le barche elettriche, c'è un taxi completamente elettrico che raggiunge 30 nodi di velocità con un'autonomia a 7 nodi di velocità di 30 ore di lavoro. È un taxi come tutti gli altri, si scambia per un taxi, come dire, a motore endotermico, ma è completamente elettrico. Grazie, Assessore. Grazie per l'invito, ma soprattutto perché non è solo un contesto di portare i saluti che comunque rivolgo dell'amministrazione del Sindaco, ma è anche un'occasione per poter dire qualcosa in più. Che legame c'è tra la città e il mare? Vi dico solo che la mamma in lingua veneziana si chiama mare, colei che genera. Quindi è un legame di vita che questa città lo conosce da sempre, ma lo pronuncia anche in casa a livello familiare. Quindi il mare è la città. Così come lo è il porto. Il porto nasce a Rialto e poi nei suoi secoli si è dislocato in più parti della città e la navigazione fa parte della città. Lei mi chiede qual è il resoconto di questi 2 mandati che abbiamo fatto in città, soprattutto per quanto riguarda le energie e la mobilità in acqua. Devo dire una cosa che probabilmente forse potrebbe infastidire, ma invece è uno sprono. Non so a chi interessa la mobilità nautica della città.
Abbiamo fatto una rottamazione per le biciclette, per i frigoriferi, per le macchine, e qui non è mai stata fatta una rottamazione di un mezzo urbano che i veneziani utilizzano per qualsiasi motivo sulla rottamazione dei motori. Perché? Perché il resto della città non ha una mobilità acquea urbana, non è un problema nazionale. Quindi questa trasformazione avviene a costo dei cittadini, che se possono la affrontano, se non possono la posticipano a un'altra occasione. Comunque c'è stato un cambiamento, soprattutto nella parte pubblica. Il pubblico, cioè i nostri mezzi di trasporto, i vaporetti, i ferryboat e le motonavi che sostituiscono in un'altra città gli autobus, comunque a costi e investimenti aziendali hanno fatto un programma di riorganizzazione e di reinvestimento proprio nella trasportistica. Dal 2026 al 2032, per esempio, l'obiettivo di AVM è quello di far navigare nel Canal Grande solo mezzi di trasporto pubblico a motore energetico alternativo a quello endotermico. Un mix oppure ben dedicato. Non lo dico adesso perché manca un anno 2026, ma sono scelte prese nel 2022 con ottimizzazione di bilanci e nuovi piani industriali. Così l'abbiamo fatto con 94 autobus a idrogeno in terraferma, così l'abbiamo fatto per la parte di navigazione della parte nautica della città. E devo dire che questo abbiamo avuto difficoltà a farlo capire anche nel momento della richiesta della legge speciale, nel rifinanziare la legge speciale alla città, che tuttora cerchiamo di dirla a più voci, da destra a manca, tutto l'arco politico della Consiglio Comunale, perché quei 150 milioni all'anno che la città ha bisogno per una manutenzione ordinaria di tutte le isole, ripeto, 150 milioni all'anno per la manutenzione ordinaria delle isole, per mantenere lo stato patrimoniale che tutti, chi abita e chi sta fuori dalla città, vuole vedere, una parte di questo l'avevamo dedicato, anche una quota a parte, per la rottamazione dei motori dei natanti, pubblici e privati. Ecco, io penso che questo, la politica a livello governativo, siccome sono leve finanziarie, deve dare un occhio di riguardo, perché quando venite qua vi brillano gli occhi perché vedete una città bella. È una città bella che i cittadini fanno fatica a mantenere da solo, perché tutti la vivono, tutti camminano nel selciato, tutti entrano nei luoghi pubblici, tutti la frequentano, però a costo della collettività che risiede. 250.000 persone con 25 milioni di ospiti all'anno. Quindi solo igiene urbana questo costa 29 milioni di euro in più rispetto a una città normale che non ha questi numeri di ospiti. E questo va sulla tassa dei rifiuti dei cittadini. Quindi vogliamo tutti fare cose belle? Sì. Allora io sono d'accordo su una cosa. La transizione energetica è già iniziata, non dobbiamo creare coscienze, perché le coscienze sono già create, sia dal punto di vista del ciclo industriale, ma anche nelle scuole con i bambini, anche nella famiglia. Abbiamo un momento favorevole che non bisogna sprecare tante parole per spiegarla. Noi dobbiamo accelerare i percorsi industriali. Sono d'accordo con la senatrice Petrucci, e non ho una formazione sanitaria, però in questi 10 anni ho coniato un acronimo che potrebbe essere quello sanitario, la SIA, la sindrome da ipocrisia ambientale. Cioè tutti quelli che vogliono cambiare, ma è meglio non fare. Allora, 13 nazioni su 27 dell'Europa, più la Gran Bretagna che è uscita, ne fanno 14, vanno a nucleare e sono quelli che determinano le politiche europee per la decarbonizzazione, cioè non devono far nulla. Questi cambiano i parametri industriali e economici, ma soprattutto degli investimenti che molto sono a carico dei cittadini o dei residenti. Anche questo la politica nazionale e internazionale deve stare attenta a chi fa le proposte e quali sono gli assi che vogliono proporre proposte a livelli dei singoli stati quando non c'è la possibilità. Perché l'Europa poi cosa che dice? Abbiamo deciso in Europa, non ce l'avete fatta, ha detto adesso andiamo a un sistema di infrazione. È facilissimo. E quindi, oltre ad aver messo in difficoltà, bisogna creare nuovi debiti per pagare infrazioni che sono milionarie. Questo bisogna stare attenti, cioè quanto vale la sostenibilità proporzionata nella misura che è possibile. Ciò che non è possibile non è sostenibile, ma va detto, va spiegato più tecnicamente che politicamente. Ecco, io penso che la città di Venezia su questo
dica molto in questi contesti come in altri, però ha capito che è sola. E lo dico per questa amministrazione, ma lo dico anche per altre che ci hanno preceduto o quelle che verranno, si scontreranno con questa solitudine. Non è un problema nazionale. Quindi, se vogliamo mantenere questi luoghi, che non sono solo una sala, qui c'era ingegneria dentro questa stanza, c'erano uomini che lavoravano con materiali che non abbiamo oggi e facevano cose perfette come se avessero gli attrezzi di lavoro di oggi. E qui c'è ancora molto ingegno in questa città, e quando la città chiede, non chiede per poco, chiede perché sia un beneficio per tutti. Ringraziamo anche il Mose che funziona, e in questi ultimi, dal 2019 ad oggi, abbiamo fatto l'Acqua Grande del novembre del 2019. Come tutta l'Italia e il mondo abbiamo vissuto 2 anni di Covid, poi il 2023 e il 2022 con la guerra Ucraina-Russia. Solo anni di crisi e di difficoltà. Dal 3 ottobre 2020 il Mose è andato in funzione 100 volte. Se la tecnologia, la ricerca, la scienza e l'industria non avessero creato il Mose, la finanza pubblica avrebbe dovuto pagare ancora per 100 volte danni creati per situazioni ambientali. E questo penso che sia una cosa importante far capire anche quando si fanno le opere quanto poi si può risparmiare sia nel disagio ma anche di spesa pubblica. Le teste le abbiamo a livello nazionale perché questa è un'ingegneria italiana che ha realizzato il Mose e che è un orgoglio del nostro sistema paese. La più grande opera di ingegneria idraulica al mondo, non nell'Alto Adriatico. E io penso, come abbiamo dimostrato di saper fare queste cose, scusatemi, faccio marketing territoriale per la città, aiutateci a far capire che se tutti vogliamo 8 miliardi e mezzo, prima o poi, di abitanti sul pianeta, venire in città per viverla, vederla e toccarla, aiutateci a far capire che abbiamo bisogno di un aiuto che è su una scala completamente diversa. Sua Eccellenza, il prefetto deve andare, quindi se vuole... Ma io penso che oggi abbiamo assistito, io sono costretto ad andare via perché ho altri appuntamenti, Città di Venezia è estremamente esigente nei confronti delle istituzioni, però penso che il dibattito che si è sviluppato ha dato segnali molto, molto interessanti. Quello che diceva l'avvocato sull'armonizzazione delle normative è importante. La burocrazia purtroppo in qualche maniera, io in questo mi sento un burocrate, ecco, soprattutto dovrebbe fare uno sforzo, io credo, di non sembrare una burocrazia agnostica o fessa, nel senso che deve fare lo sforzo per dire di comprendere esattamente quello che è l'intento del legislatore e non andare a cabillare su quelli che sono gli argomenti, sia la burocrazia che anche altre istituzioni che poi sono costrette ad applicare le norme. Ecco, io credo che questo sia un dovere di ciascuno di noi quotidianamente, cercare di quello che è la volontà del legislatore, che è depositario della sovranità popolare, per poi trasformarlo veramente in qualcosa di concreto, di operativo, che sia a vantaggio della collettività. Per questo vi chiedo scusa di dovermi assentare, saluto in particolare attenzione tutti i partecipanti e la senatrice e grazie davvero di essere stato qui. Ho imparato delle cose oggi, grazie. Grazie a Sua Eccellenza il prefetto Darko Pellos, grazie al comandante provinciale dei Carabinieri, al generale di Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato. Grazie per la vostra presenza che, devo dire, è stata più lunga del solito e quindi siamo veramente onorati di avervi avuti qua come auditori e ci auguriamo di crescere insieme e far crescere questa città. Grazie ancora. Assessore De Martin, mi viene da commentare il suo intervento in termini o calcistici o di pallavolo. Io non ero un bravo schiacciatore, però me la cavavo bene ad alzare, quindi io ho alzato la palla e l'assessore ha fatto la schiacciata, ha fatto punto.
al di là della battuta, questa è un'occasione vera per far capire al Senato, al Parlamento, al Governo che la città di Venezia ha bisogno di fatti e ha bisogno di maggiore attenzione, cioè il tema della rottamazione che è stata fatta a livello nazionale con fondi europei, con fondi nazionali, con le tasse dei cittadini, sulle biciclette, sui motori, le agevolazioni che abbiamo avuto sotto il profilo come dire, finanziario riguardo ai settori dell'automotive non ci sono in Italia, un paese che, lo ripetiamo sempre, 8.000 km di coste, ma soprattutto non ci sono a Venezia, dove la barca è la macchina, dove la barca è la bicicletta, dove la barca è motivo di svago per modo di dire, perché chi non ha una barca a Venezia non si muove. Cioè quando noi pensiamo alle isole del mondo, no? Pensiamo alle Maldive, pensiamo alle Seychelles, pensiamo alle grandi isole, noi siamo un estuario, una laguna piena di piccole isole dove la gente risiede. E purtroppo vivere nelle isole, lo dicevo ieri sera alla cena di Astronautica Venezia, che facciamo oramai da 6 anni, cioè vivere nelle isole veneziane è come vivere in qualsiasi piccola isola del pianeta. Le isole veneziane, in maniera un po' meno rapida delle altre isole italiane, si stanno spopolando. Venezia storica stessa si sta spopolando di residenti. E questo è un valore umano, un valore culturale, un valore sociale che stiamo piano piano perdendo e lo stiamo affievolendo. Quindi l'invito alla senatrice Petrucci è quello di trovare i fondi e soprattutto di fare una normativa per, come dire, implementare la legge speciale per Venezia e darci un fondo specifico per poter procedere alla transizione motoristica. È acceso? Sì, vai. Va ora, mi sentite? Sì, grazie, mi ha alzato la palla anche lei, me l'avete alzata in 2, sia lei che l'assessore. Io sono stata assessore, gliel'ho detto, per 7 anni, quindi capisco tutte le criticità di una città. Capisco la criticità della Tari, perché io sono anche io in località di mare. Noi abbiamo optato, le dico, che se ci sono turisti, pagano turisti e non i residenti nella mia città, quindi perché questo è importante e quindi è logico che il turismo porta ricchezza in certe realtà e quindi la Tari la pagano di più. La parte, diciamo, che pagano più Tari sono le attività turistiche. È logico che è bellissimo perché questo può essere materia tranquillamente di questo nuovo intergruppo dove mettiamo il problema dei mezzi che vivono e lavorano sul mare, quindi lavorano sul mare dal punto di vista urbano. Questo è importante, io non so se era già stata presentata negli anni precedenti una richiesta di questo tipo, quindi sarà mia premura dai passati, cioè ora io sinceramente non l'ho vista, quindi come Parlamento non l'abbiamo vista, se mi dice quando l'ha presentata e ce la fa arrivare, assolutamente non so di quanti anni fa l'ha presentata, 4 anni fa, quindi ancora non c'eravamo noi, me la prenderò in carico io direttamente. Lasciamo stare il vecchio governo, ci penseremo noi. Grazie. Grazie senatrice, questo è un gol fatto adesso, non è più il punto, abbiamo fatto un set point. Entriamo nella, come dire, cornice della rappresentatività di questa città rispetto a una questione ambientale che interessa tutto il mondo. Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Abbiamo qui il direttore della fondazione, Alessandro Costa, che invito a intervenire dopo questa lunga carrellata di valori, sollecitazioni, confronti e anche risultati dopo l'intervento della senatrice. Prego. Apriamo il microfono. Eccolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie alla Camera di Commercio dell'invito. Grazie Marino anche per una serie di considerazioni che hai fatto proprio qui adesso rispetto a Venezia, rispetto al ruolo della nautica interna alla laguna. Sì, le imbarcazioni per noi sono il motorino, ma sono soprattutto l'autobus, il camion, sono le flotte, diciamo, di emergenza, sono l'ambulanza, per esempio i pompieri, sono la nettezza urbana, e queste sono insostituibili. In un'ottica, e tutte queste comportano ovviamente anche una loro conseguenza in termini di impatto sul mezzo stesso dove si muovono e quindi sul territorio che le ospita.
Noi come Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, con questo nome così altisonante, che sta a tendere fondamentalmente il concetto per cui qualche cosa che si fa a Venezia, che si sperimenta a Venezia, in funzione di una traiettoria e quindi di una transizione di sostenibilità, è un qualche cosa che ha una visibilità non solo locale, ma nazionale ed internazionale. Quindi è uno stimolo da un certo punto di vista e a raccogliere e imparare dalle migliori pratiche che ci sono di chi si misura con questi temi anche in altri contesti geografici in giro per il mondo, ma è anche uno stimolo poi a mettere in pratica e a sperimentare delle iniziative che poi possono essere a loro volta di ispirazione per, qui Massimiliano De Martino assessore, è vero, noi siamo una peculiarità all'interno del nostro spazio nazionale di sicuro. Le problematiche che noi abbiamo sono delle problematiche che ogni tanto riusciamo a vedere affrontate in maniera, insomma, a successi variabili in una geografia invece più complessa, geografia globale. Su questo possiamo avere anche delle capacità di confronto, di ispirazione. Il MOSE, che hai citato prima, è sicuramente una best practice, un orgoglio nazionale che potrebbe essere impiegato in maniera proficua anche a risolvere problemi analoghi in giro sempre per il pianeta. In tutto questo, per esempio, andando poi nello specifico, abbiamo lanciato un paio di mesi fa un primo progetto di monitoraggio e emissivo, quindi monitoraggio dei gas di scarico di alcune flotte che navigano nella laguna di Venezia, in particolare dei trasporti pubblici, del trasporto merci, sul quale poi vorremmo fare delle considerazioni assieme ad alcuni soci della Fondazione. Vi ricordo che la Camera di Commercio è un socio fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, alcuni soci che traguardano più questi ambiti, in particolare San Lorenzo Yacht, la grande ingegneria internazionale AVL, la Regione del Veneto, Pricewaterhouse, il Comune di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia. Con loro vorremmo concludere questo studio portando delle ipotesi per un avanzamento in termini di quali tipologie di propulsioni e quali tipologie anche di propellenti possano essere più funzionali a un percorso appunto transitorio, hai detto male, a un percorso di transizione verso un risultato meno impattante dal punto di vista dell'inquinamento e meno impattante anche dal punto di vista delle emissioni climalteranti. C'era un'ultima considerazione che volevo fare, c'era uno stimolo che mi ha dato la senatrice Petrucci, ma questo... No. Questo diciamo, esula dal tema specifico del contesto veneziano, invece era legato alle considerazioni che faceva sulla Norvegia, o meglio sui giacimenti di cattura della CO2. Perché questo poi mi riporta in quella che è la mia principale veste professionale, essendo io insomma, vengo dal mondo SNAM. Abbiamo questa grande sottoscrivo pienamente tutto quello che lei ha avuto modo di raccontare e quindi anche di rendere noto. Abbiamo finalmente anche la possibilità come Paese di esprimere non solo la nostra idea, ma anche delle nostre tecniche e dei nostri asset, visto che ci stiamo muovendo anche nella direzione di un serbatoio nazionale nell'Adriatico, proprio a Ravenna, quindi siamo anche non distanti da queste zone e quindi ben venga che finalmente riusciamo a rintercettare un qualche cosa da metafora praticamente, però metafora di gas in questo caso va benissimo,
a reintercettare un qualche cosa che poteva esserci sfuggito e quindi riportarcelo a casa. Sì. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie ad Alessandro Costa che ci ha fatto, come dire, fare il focus sulla città e su quello che si sta facendo. Ne approfitto con un inciso, un ringraziamento a una persona che nella sua piccola, si parlava di manifattura, di ingegno, della capacità tipicamente latina di adattarsi ai cambiamenti, di inventare le cose. E io dicevo prima, bisogna copiare bene. Beh, qua dentro c'è qualcuno che si è inventato una cosa, che è Alberto Olivetto di Energia Pura, al quale va il mio ringraziamento, perché lui recupera le bottiglie di plastica dai rifiuti urbani, li trasforma in filato e fa le magliette che mi ha fatto conoscere la mia direttrice Elena Magro, che diamo ai regattanti della E-Regatta, quindi un filato fatto dalle bottiglie di plastica con delle magliette tecniche che, come dire, ve lo dico perché è così, è una cosa semplice, non vi fanno sudare, o meglio assorbono il sudore, una cosa straordinaria per me e per Giovanni, che invece Giovanni Serra ne discutavamo prima. Quindi vi invito a conoscerlo, è qui, ti prego di alzarti e facciamo un applauso a questo imprenditore veneto che partendo dal nulla con questa idea dice: ma io dalle bottiglie di plastica posso tirar fuori un filato, Energia Pura. È uno spot che è dovuto, moralmente, personalmente è dovuto, fai una cosa straordinaria. L'intervento finale di Confcommercio Venezia con l'amico Antonic, che rappresenta le imprese di questa città e di questa provincia, si collega anche alla cosa che ho appena detto, all'ingegno e all'inventiva delle persone, delle piccole imprese venete. Microfono. Ci siamo. Eccoci. Beh, consentimi, Presidente, sono emozionato perché parlare proprio nel momento in cui sta suonando la marangona, cioè la campana che indicava per gli arsenalotti il momento della pausa, e sapendo che anche qualche mio antenato ha lavorato qui dentro, è un momento emozionante. Ti ringrazio per questa non voluta regia, ma bellissima. Beh, allora, io ho sentito un po' parlare tutti voi e c'erano molti aspetti delle nostre imprese, perché si pensa che il commercio, il turismo, i servizi, no? Poi c'è il Presidente Serra, Campora, insomma, con i quali su questi temi sappiamo quante siano le nostre imprese che si occupano del mare, delle acque interne, e quanto abbiano bisogno di attenzione, di risorse. Pensate che per noi, l'assessore prima, conosciamo benissimo anche la situazione della navigazione interna dell'ultimo miglio, che è strategica sia dal punto di vista del valore, pensiamo a che cosa significa contenere i costi in un momento in cui bisogna anche far fronte ai dazi, anche sull'ultimo miglio e particolarmente dalle nostre parti. E quanto si stia lavorando per portare anche nella navigazione dell'ultimo miglio commerciale, di trasporto, la sostenibilità, l'elettrico, eccetera. Ci sono delle ottime prospettive, stiamo già lavorando. Però ecco, quanto difficile ad esempio sia dialogare anche con la Regione del Veneto, no? Perché la legislazione appunto nazionale e regionale spesso non considerano, non tengono conto delle specificità, che non sono solo di Venezia, sono anche di altre realtà che potrebbero addirittura aiutare a sviluppare molto di più quella che è appunto il traffico di piccolo cabotaggio piuttosto che commerciale, ma anche turistico. Se solo ci fosse questa sensibilità. Racconto un aneddoto perché vorrei suggerirlo anche ai nostri parlamentari, almeno quelli che non conoscono Venezia. Un anno fa, con l'amica l'assessore Mar, abbiamo provocato un'avventura con
nostre signore di Terziario Donna di Confcommercio volevano fare qui il loro convegno annuale e gli abbiamo detto sì, li facciamo però vivere Venezia, ma gliela facciamo vivere sul serio. Quindi le abbiamo portate qua, queste qua tutte col tacco, 12, eccetera. No, via tutti i tacchi, intanto cominciate a mettervi le scarpe, la ginnastica e cominciate ad entrare a vedere come si porta la frutta, la verdura, si sono portate le valigie, perché così vedete come si sale sui ponti. Allora, le prime ore sono state di improperi, pur con tutta l'educazione femminile. Quando se ne sono tornate, chi a Firenze, chi a Roma, chi a Palermo, chi a Genova, eccetera, eccetera, hanno detto abbiamo veramente capito, perché abbiamo vissuto come i veneziani che cosa significa vivere a Venezia, dal punto di vista sia del cittadino e dal punto di vista anche dell'operatore e dell'imprenditore veneziano. Quindi probabilmente dovremmo, Assessore, riproporre una sorta di missione molto calata nella realtà. No, questo per dire che effettivamente una delle cose che anche le nostre imprese ci dicono sempre è che manca una sorta di consapevolezza della specificità di questo territorio, no? E quando parlo di Venezia parlo di tutta la terraferma. Come Confcommercio, e devo veramente ringraziare l'ambiente del Salone Nautico, perché da 3 anni, così percorro anche un po' di storia di Confcommercio nel Salone Nautico, grazie anche a Campora, al Presidente Serra, De Martin, l'assessore De Martin, che ci ha seguito spesso, siamo riusciti a fare una cosa che mancava, cioè a fare la cinghia di trasmissione tra le imprese del terziario commerciale, di servizio, a quelle del terziario del mare, che pure sono appunto nostri associati. Mancava questa, o si era perduta, e forse questo è ancora più, da veneziano mi fa un po' più male, da veneziano e da persona che deriva da marittimi da generazione. Io sono il primo che non ha la patente nautica, spero di essere anche l'ultimo perché mio nipote già ce l'ha e spero anche mio figlio. Ma questo per dire che si era persa, e questo significava perdere una cosa fondamentale, cioè il contatto tra non la terraferma ma il territorio e la città di mare, e Venezia. E Marino era con me qualche giorno fa, dove abbiamo parlato di portualità, e anche lì, no? C'è il problema che il territorio non sa che cos'è il porto e viceversa, sembrano due cose diverse. Ma questa è una città che è nata sull'acqua, per l'acqua, è una città porto e poi anche turistica. E sottolineo questo anche sommessamente perché impronta tutta un'altra filosofia. Allora, ad esempio, anche le nuove frontiere della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, che deve essere governata e non deve governarci, possono essere interessanti, ad esempio, se applicate. Adesso stiamo lavorando con Confindustria, con Confartigianato, ad una piattaforma per la gestione della logistica, dei dati della logistica per tutto il Veneto, ma per mettere insieme finalmente anche tutti quei dati e tutte quelle funzioni commerciali, industriali, ma anche del turismo che possono costituire, elaborati ed utilizzati dagli stessi operatori, tutta una serie di nuovi servizi e soprattutto di implementazione anche del business. È un percorso lungo, però anche in questo caso, se ci inseriamo dentro anche la parte della nautica, sarebbe molto importante. Perché? Perché la nostra è una città d'acqua, il che significa che c'è il traffico del porto, lo conosciamo bene, il traffico del porto, c'è il traffico nautico, c'è il traffico da diporto. Quindi questo sarà molto importante. E sono degli strumenti. L'altra cosa è questa poi, cioè bisogna, e poi chiudo, credo che sia importante proprio alla luce di questo, che questo territorio venga visto non più come un territorio complesso, pieno di problemi. È vero, tecnicamente, non politicamente, ci troviamo di fronte con problemi quotidiani come imprenditori,
Però è molto importante capire che questa complessità deve essere letta con molto coraggio come completezza. Cioè abbiamo una serie di problematiche, di criticità che rendono questo territorio, soprattutto per il rapporto con il mare, uno dei laboratori mondiali, secondo me, unico, se non appunto dopo dobbiamo andare alle isole che stanno sommergendo. Quindi se noi andassimo in questa ottica di completezza, non solo di problemi ma anche di sfide, io credo che anche la politica potrebbe darci una mano, però deve essere in grado di essere anche competente e fidarsi anche della tecnica, della competenza, perché il tempo delle decisioni è molto stretto. Però, appunto, mi fa piacere, lei ha una formazione scientifica, quindi sa che cosa significa poter dare alla politica degli aspetti sui quali dopo farà le proprie decisioni, ma degli elementi tecnici e scientifici che chi vive il territorio e chi lo studia spesso ha. Grazie. Grazie Francesco Antonic, direttore di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia. La competenza è un tema assolutamente delicato. Ne parliamo alla prossima convention, dove parleremo di mobilità smart e dove la senatrice Petrucci ci farà da ponte verso il Ministero del Mare. Il volo con il mare ha a che fare, è sempre una navigazione, ma ci porterà quel volo da isola alla terraferma e da isola a isola. La salutiamo perché deve scappare via, è in ritardo, speriamo di riuscire a farti prendere il treno. Ringrazio tutti i relatori, adesso state qui, state fermi, state seduti, perché prima di passare, voi potete andare, il premio, sì, assolutamente, una foto veloce. Io prima di passare alla parte tecnica ho dei ringraziamenti importanti da fare, che sono i ringraziamenti al mio team, al mio staff. Senza di loro non potrei essere qui, non avremmo fatto questa convention. Credo che sia importante sottolineare una questione, stamattina lo abbiamo fatto. Io dico che quando andiamo a vedere una sala dove ci sono dei quadri, un museo, una città storica, anche un bosco, pensate un bosco, la cosa più bella del mondo naturale, se entriamo in quel bosco da soli vediamo un bosco e basta, che è già tanto, ma se entriamo accompagnati, con qualcuno ci spiega cosa vediamo in quel bosco, cosa vediamo in quella sala di quadri, cosa vediamo in quella città, usciamo da questa esperienza, abbiamo visto un bosco diverso, una città diversa. Ecco, pensiamo di avere fatto in questa prima sessione del nostro convegno sulla transizione ecologica e digitale, energetica, pensiamo di avervi presi per mano e insieme abbiamo raccontato la storia di che cos'è la nostra visione della transizione energetica e digitale, qual è la nostra visione del futuro di Venezia, dell'Italia e un po' di tutto quello che potrà essere il cambiamento generazionale globale su queste questioni che sono questioni fondamentali del nostro futuro e del futuro del pianeta. Facciamo le fotografie e quindi io ringrazio Elena Magro, Roberta Volpato, Gianni Darai che non è qui e Marco Boccato, perché è uno stagista, eccolo qua, quel ragazzo alto con la maglietta rossa, è uno stagista che è arrivato da poco nel mio staff e nel mio team. Senza di loro non saremmo qui oggi. Alle ore 15
alle ore 15 di oggi pomeriggio, in sala la Torre delle Alberature, si chiama Torre di Porta Nuova, quella che c'è in fondo alla promenade, alla passeggiata sui grandi yacht. Alle ore 15 c'è il convegno che anticipa i dati della statistica, un po' dei dati della statistica nazionale dell'economia blu. Quindi vi invitiamo a partecipare. Abbiamo qui Antonello Testa, che è l'estensore di questa importante ricerca, di questa importante statistica, che tra l'altro, io l'ho saputo solo l'anno scorso, è la prima statistica dell'economia blu che è stata fatta in Europa, e l'Europa sta cominciando a farla da, credo, 2 anni. Ha iniziato dal 2018, mentre noi abbiamo iniziato dal 2002, quindi dopo 16 anni che l'Istituto Tagliacarne ha messo a punto la macchina della statistica della Blue Economy europea, anche l'Europa, insomma, si è messa in sintonia con noi. Elena Magro, la sessione tecnica, ve lo anticipo, riguarda le imprese, quelle che fanno le cose, e quindi vi invito a stare qui perché avremo modo di conoscere le novità della produzione e della ricerca in tema di transizione energetica e digitale. Buongiorno a tutti. Abbiamo finito questo lungo dibattito politico e, come sapete, ormai ora inizia invece la sessione tecnica dedicata alle aziende e alle istituzioni che appunto hanno delle novità tecnologiche da presentarci, dei progetti o anche delle informazioni utili. Prima di chiamare tutti i miei relatori in 2 gruppi, chiamo sul palco il primo relatore, che è l'ammiraglio Agnello Raiola. Venga con me, ammiraglio in ausiliario del Corpo delle Capitanerie di Porto. Lui inizia per primo e per me è un grande piacere averlo rinvitato qua al Salone, perché è stato con noi nella prima edizione del Salone, a cui abbiamo dato anche il premio Venezia per il Mare. Quindi è un piacere riaverlo qui con noi. Ti faccio parlare te da solo, visto che comunque le altre sono più aziende e tu invece ci racconti quella che è la parte normativa. Come preferisci? Sì, Agnello, stai là, bello comodo. Per chi non lo conosce, lui ha fatto parte delle varie commissioni di ministeri, anche se adesso ce la racconta lui, su tutto quello che è il codice della nautica. Ha scritto libri sul codice della nautica, insomma, Agnello, è frutto del tuo lungo lavoro. Quindi adesso ci racconti un po' le novità. Vuoi venire qui? Vieni qui. A te la parola. Temo la moderatrice. 5 minuti, non di più. E ricordo a voi e a me stesso Giolitti che, rivolto a Crispi, che era troppo loquace, disse: quando io finisco di dire quello che ho da dire, finisco anche di parlare. E questa è la differenza tra me e gli altri politici. Mi hanno chiesto di parlare di nautica da diporto e forse solo di quello so parlare. Vedete, l'evoluzione normativa della nautica da diporto può riassumersi nelle parole del padre fondatore del positivismo giuridico, John Austin. È un'opera del 1885, postuma, pubblicata dalla moglie. Poi dicono che le mogli non servono. Lezioni di giurisprudenza. È meglio avere un diritto espresso in termini generali, dice Austin, sistematico, conciso, accessibile a tutti, che un diritto disperso, sepolto in un cumulo di particolari, sterminato e inaccessibile. Così è stato per la nautica da diporto, passata da una legge del 71, la numero 50,
che costituì il primo corpus di norme speciali dedicate al diporto. Da lì un'epocale riforma nel 2003, la legge 172, che pose fine, come spesso dico, alla polverizzazione normativa, all'inflazione legislativa che il diporto aveva subito, soprattutto negli anni 90. Si contano in 10 anni più di 100 provvedimenti sulla nautica da diporto. La legge 172 cosa fa? Delega il governo a riunire tutte le norme della navigazione da diporto in un testo unico, in un codice, il codice della nautica. Il codice, perché codice? Perché bisognava costituire un sistema, e sottolineo la parola sistema, normativo, che è ben diverso da un corpo di norme speciali dedicate alla materia. Nel 2005 quindi assistiamo alla nascita del codice, nel 2008 alla nascita del suo regolamento di attuazione, ma il settore è giovane, il settore è estremamente vitale, in costante espansione e richiede, dopo 12 anni, la riforma 2017, decreto legislativo 229, la riforma del codice. Poi il governo adotta il perfezionamento di questa riforma. Nel 2020, tutto già previsto. Decreto legislativo 160 del 2020. Perché vedete, le leggi devono entrare in contatto con la realtà, perché inseguono la realtà e vanno viste alla luce del loro impatto con la realtà stessa, con il diritto vivente, che non è il diritto che è nella testa dei nostri parlamentari o di alcune associazioni, ma è un diritto che si crea deambulando, vivendo, camminando. E poi arriviamo alla revisione del regolamento, perché è chiaro, se noi revisioniamo il codice alla luce del nuovo contesto socio-economico, dobbiamo anche riformare il regolamento, l'ultimo atto. L'ultimo atto è il decreto ministeriale 133 del 2024. Ma non dobbiamo tralasciare la rivoluzione copernicana, come l'ho chiamata io, telematica in ambito di porto. Guardate che nel 2000 esistevano delle truffe in maniera strepitosa alla ribalta delle cronache in materia di nautica da diporto. E allora bisognava creare un archivio unico informatizzato di tutte le unità da diporto, centralizzato, l'ATCN, e con esso anche un sistema simile a quello che esiste per le auto, quello degli STED, gli sportelli telematici del diportista, a contatto con l'utenza. Scendo sotto casa e faccio la pratica. L'evoluzione che vi ho tracciato in 3 minuti, Elena, dove sei? Pericolosissima, pericolosissima, la sento proprio, la spada di Damocle del tempo. No, guarda, dimmi quando sforo, perché sono 55 anni di storia, signori, 55 anni di storia, e all'insegna di 2 criteri questa evoluzione: semplificazione e sostenibilità. Perché io sostengo che lo sviluppo di un comparto economico è in maniera determinante determinato dalla chiarezza, dalla semplicità, dall'efficacia delle norme che regolano quel comparto. Semplificare, non vi lasciate abbindolare da quelli che dicono semplificare è no. Semplificare vuol dire, è stato definito a livello normativo, significa ridurre i tempi sovrabbondanti, elidere le fasi superflue di un procedimento amministrativo, snellire i flussi procedimentali. Il resto sono chiacchiere. Questa è la semplificazione. Questo è quello che sta facendo la navigazione da diporto. Sostenibilità,
transizione ecologica, il tema del convegno di oggi, sono elementi strategici di crescita economica anche per il nostro comparto. Quanto alla sostenibilità, pensate che nel 2017, con la riforma del codice della nautica, viene sanzionato come aggravante il danno o anche solo il pericolo di danno ambientale nell'ambito della nautica da diporto. Non esiste nell'altro ambito, in quello mercantile, il pericolo di danno ambientale. Transizione ecologica, articolo 92 del regolamento di attuazione, così come riformato l'anno scorso, dedicato interamente ai combustibili alternativi e ai motori elettrici, anche con sistemi di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, mi riferisco all'idrogeno. E non è una norma programmatica, è pienamente esecutiva. Ecco, oggi, a distanza di 55 anni dalla legge del 71, possiamo affermare che il legislatore italiano è riuscito nel suo traguardo, cioè realizzare quel sistema normativo dotato di coerenza e organicità, così da porre a disposizione di tutti noi norme chiare, leggibili, accessibili, perché la legge non è legge se non è accessibile. Una produzione normativa che l'estero ci invidia e ci ha copiato. Ci ha copiato. Guardate San Marino, codice della nautica, qualche norma ce l'hanno rubata. Un sistema normativo che anche le nostre università hanno eletto da qualche anno ad oggetto di studio scientifico. Un sistema lontano anni luce da quella polverizzazione normativa che dominava fino al 2003, ma soprattutto un sistema, ripeto, all'insegna di sostenibilità e transizione ecologica. 5 minuti. Grazie. Grazie signore. Questi sono i tuoi, questi sono i miei. Grazie Mira Migliaro, è stato bravissimo e non aveva neanche il timer, quindi grazie ancora. Anche perché, voglio dire, presentiamo adesso un sacco di innovazioni, di progetti, di iniziative che non potrebbero neanche continuare o ad esistere senza le normative, bisogna partire da quello, quindi grazie per queste introduzioni. Chiamerei adesso sul palco, cambiamo solo un relatore, un ordine, perché hanno un'urgenza, quindi chiamerei intanto l'avvocato Vincenzio Ianiello della Leading Law Notai Avvocati e chiamerei sul palco il Dautilia Group, che hanno appunto questa emergenza. Eccole qua. Quindi ci sono i senior account Carriero Manuela e Bertoletti Alice, benvenute. Poi per Andrea Minerdo di Nat Power, eccolo qua, sta arrivando. Michele Bolpagni, Acqua Superpower. Avremo in collegamento invece, poi lo chiameremo la D di Vulcan, no scusate, di Innovation Sea, e chiamo anche appunto Daniele Gaviottis per quanto riguarda Vulcan Italia. Vabbè, arriveranno, qua ecco, perfetto. Io darei la parola allora. Darei la parola un attimo all'avvocato Ianiello e poi passerei subito ad Dautilia Group, che devono andare via. Ma intanto buongiorno a tutti. Do la parola a te, sì, perché... corre l'obbligo di ringraziare tutti gli organizzatori, perché sicuramente è interessante partecipare ad un momento di confronto, ad una tavola rotonda dove partecipano tutti quanti i player del mondo della nautica. Il mio intervento in realtà probabilmente sarà una voce un po' fuori dal coro, perché
rappresentando una realtà giuridica, questo mi porta a declinare il concetto di nautica analizzato nell'accezione in questa sede di transizione ecologica, di sostenibilità, di vedere quali sono le zone d'ombra che sono legate a questo Ecco Vincenzo, mondo. perché ho iniziato da te? Perché come Raiola, l'ammiraglio ha fatto un po' il cappello con le normative, anche tu si parlerà appunto di innovazioni tecnologiche e tu racconti, come hai detto, una zona d'ombra, cioè il fatto che comunque sono necessarie le innovazioni tecnologiche, Assolutamente. però possono creare anche dei contenziosi e dei problemi. Ma questo assolutamente sì, perché in realtà la transizione ecologica purtroppo non è governata da un principio di tutto e subito, ma necessita naturalmente di un procedimento che potremmo definire a formazione progressiva, all'interno del quale prima di tutto è necessario che ci sia l'allineamento di tutti quanti i segmenti, tutti quanti gli operatori della filiera, e questo in realtà non sempre si verifica, perché adesso prendo spunto da quello che diceva l'ammiraglio Laiola, effettivamente è necessario che il diritto poi si colleghi al diritto vivente, e il diritto vivente ti porta a capire quali sono i bug del sistema, e questo ad esempio, il parlare di sostenibilità, quello che si è detto, uno degli argomenti che è uscito fuori nella sessione istituzionale è stata la problematica connessa alla mobilità, quindi sostenibilità analizzata sotto il profilo della mobilità. E questo è uno dei nuovi filoni che entra all'interno degli studi legali, perché le fonti energetiche, così come esistenti oggi, hanno naturalmente delle problematiche. Prendiamo ad esempio le batterie a litio. Queste ancora non sono perfettibili, ma ancora non sono arrivate a un punto di tecnologia tale che c'è certezza che non ci sia esplosione oppure incendio. E questo è tutto un nuovo filone che sta entrando negli studi legali, facendo ad esempio le difficoltà ad imbarcare auto elettriche o sulle portacontainer o addirittura sui traghetti. E questa difficoltà è legata sia al fatto che il vettore non vuole assumere il rischio di un'esplosione o comunque di un incendio a bordo, ma è dettato anche dal fatto che manca a volte il pacchetto assicurativo che è volto ad assicurare, a coprire un evento del genere. E quindi il problema che si verrebbe a creare di fronte ad un sinistro, un incendio, e quindi di fronte a una richiesta di risarcimento dei danni alle cose e alle persone, è che il vettore potrebbe non avere la copertura, l'operatività della polizza assicurativa. E quindi questi sono tutti aspetti legati a quello che l'ammiraglio definiva appunto il diritto vivente. E in questa stessa ottica è necessario vedere come ci siano delle lacune anche dal punto di vista normativo. Adesso l'IMO sta cercando di estendere anche le maglie della SOLAS, quindi creando un codice legato proprio al trasporto delle merci pericolose, improntato allo studio e al rispetto dei parametri per queste nuove fonti di energia. Perché il problema poi non è solo un problema di natura assicurativa e di responsabilità vettoriale o armatoriale, secondo me è un problema che ricade anche nei confronti del cantiere, un problema di cantieristica, perché se sai che esiste un dato tecnico che può creare problemi, e questo dato tecnico è appunto l'imperfezione di queste batterie, hai l'obbligo come cantiere di creare degli strumenti, delle paratie che siano in grado di contenere quell'incendio, ma che è un incendio velocissimo, perché non riesce a domarlo se non con una determinata capacità e preparazione e formazione. Quindi tutto questo sicuramente al momento ancora non è normato e non è disciplinato. Quindi il vero problema è che non esiste tutto e subito. All'attività di ricerca e sviluppo degli operatori è necessario che vada con la stessa velocità delle assicurazioni, di tutti quanti gli operatori del settore. Quindi è questo quello che si spera, proprio per avere il risultato finale dell'innovazione tecnologica che tutti speriamo e quindi riuscire ad abbattere le emissioni. Questo sicuramente sarebbe l'ottimo. Grazie. Grazie all'avvocato Ianiello, grazie per l'intervento, che direi che ha toccato poi dei punti che interessa il Dautilia Group, perché voi, oltre a presentare il progetto Life Vest, quindi parliamo di sicurezza in mare, ma come diceva l'avvocato,
si parlava appunto anche di rischi, incendi, e voi siete alla ricerca di fondi per le aziende, quindi i cantieri che si rivelano sostenibili, che utilizzano materiali sostenibili e quindi evitare appunto di finire in mano degli avvocati. Prego. Acceso? Sì, innanzitutto vorrei ringraziarla appunto per averci dato questo spazio e soprattutto per aver anticipato un po' i tempi. La nautica è un settore molto affascinante, ma il suo impatto ambientale è significativo. Diciamo che la transizione ecologica è divenuta una necessità, una priorità e non può attendere a lungo. Ognuno di noi attraverso le proprie scelte ogni giorno può contribuire a questa evoluzione. Noi di Dautilia da oltre 20 anni ci occupiamo di questo, abbiamo degli uffici a Roma, anche in tutta Italia, e rappresentiamo un punto di riferimento per tutti gli armatori, le società di charter, i professionisti del settore, in quanto offriamo la possibilità di avere un unico interlocutore per qualsiasi esigenza, che sia assicurativa, peritale, legale, contenziosi legali, insomma, ma anche sinistri nautici. Infatti il nostro punto di forza è proprio la gestione del sinistro nautico, e questo riusciamo a farlo sia grazie alla nostra squadra di esperti, quali avvocati specializzati in diritto della navigazione, sia grazie ai nostri intermediari assicurativi, i nostri periti, ma soprattutto grazie al nostro servizio di assistenza in mare, LifeVest. Che si vede appunto proiettato. Esatto, è proprio quello lì. È un servizio unico nel panorama italiano da noi ideato, che offre la possibilità di richiedere molteplici casistiche come avaria dei motori, avaria dell'impianto elettrico, avaria degli organi di governo, ma anche incaglio o esaurimento batterie, la possibilità di richiedere un carro soccorso gratuito e risarcimento dei danni immediato senza passare attraverso le compagnie assicurative. Insomma, oltre a facilitare l'intero processo burocratico, noi incentiviamo i nostri affiliati all'utilizzo di materiali ecologici, e di questo vi parlerà la mia collega. Ecco, siamo appunto curiosi di sapere un po' come cercate di incentivare la sostenibilità nei cantieri. Si sente? Ok. Sì. Salve a tutti. Come sappiamo, la crescente consapevolezza negli ultimi anni dell'impatto dell'attività umana sull'ambiente ha portato molti settori a riconsiderare le proprie pratiche, e non è escluso il settore della nautica, ovviamente, che ha un ruolo cruciale sulla salvaguardia e la protezione dei nostri ecosistemi marini. Di conseguenza noi miriamo a stimolare l'utilizzo di materiali ecologici e sostenibili nella riparazione delle imbarcazioni, così da stimolare una transizione ecologica di cui possa beneficiare da una parte l'ambiente, ma dall'altra anche le economie locali. L'obiettivo del progetto è quello di ottenere dei fondi statali che possano andare a supporto di cantieri navali ed armatori che utilizzino materiali a basso o addirittura nullo impatto ambientale nella riparazione delle loro imbarcazioni, perché l'obiettivo è quello di stimolare appunto l'utilizzo di materiali ecologici e di tecnologie innovative nel settore della nautica, così da ridurre l'inquinamento. Per far sì che si possa arrivare a certi obiettivi sarà necessario in questo progetto intanto selezionare e identificare materiali come resine biodegradabili, vernici a base d'acqua, materiali riciclati che vadano a sostituire quelli tradizionali a più alto impatto ambientale. Quindi non soltanto individuarli, ma stimolare proprio l'utilizzo di determinati materiali. Inoltre sarà necessario creare corsi di formazione per cantieri navali e armatori, così da sensibilizzarli su quanto è importante utilizzare questi materiali e metterli al corrente di quali sono le tecnologie innovative che possono ridurre l'impatto sull'ambiente. Conseguentemente sarà necessario creare un sistema di monitoraggio, ovviamente, perché dovremo certificare quali sono stati, se sono stati utilizzati determinati materiali nelle riparazioni. Quindi semplicemente cantieri navali ed armatori dovranno fornire una documentazione che attesti che certi materiali sono stati utilizzati, così da poter realmente accedere ai fondi.
Inoltre importante sarà creare delle partnership con enti locali e associazioni ambientaliste per sensibilizzare l'intera comunità e aiutarci a promuovere ovviamente il progetto. I benefici sono molteplici, perché oltre alla sensibilizzazione di chi appartiene al settore della nautica sull'importanza delle nuove tecnologie, dei materiali a basso impatto, si creerà conseguentemente un mercato per questi materiali, quindi sarà promossa l'innovazione, che è sempre un qualcosa di positivo, e questi fondi potranno essere utilizzati anche per altri progetti, quindi potranno essere reinvestiti in altri progetti sostenibili. Insomma, la transizione ecologica nel panorama della nautica penso che non sia solo una necessità, ma è un'opportunità vera e propria, perché ci permette di innovare e migliorare le pratiche già esistenti. Noi di Dautilia Group puntiamo a creare un futuro più sostenibile, quindi con l'apporto di fondi questa potrà essere una realtà concreta e siamo pronti a lavorare insieme per realizzare questo ambizioso progetto e contribuire a un mondo più verde. Perfetto, grazie mille alle nostre relatrici. Chiaramente se ci saranno sviluppi ce lo farete sapere. Se volete io vi libero, visto che dovete appunto scappare via. E grazie a voi per essere stati con noi, grazie. Allora invece continuerai con Andrea Minerdo, chairman di Nat Power, e qui invece andiamo a parlare di stazioni di fornimento ad idrogeno. Sì, come andate meglio per me? Certo. Se andate meglio in piedi. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, è un piacere tornare qui dopo un anno. Abbiamo iniziato il nostro progetto circa un anno fa e abbiamo deciso di usare lo scenario del Salone Nautico di Venezia per spiegare quello che abbiamo in mente e quello che abbiamo deciso di fare a livello di investimenti per colmare un buco che è quello legato alle infrastrutture che permettono sia alla politica, alle istituzioni e alle normative poi di poter funzionare. Non so se c'è qualcosa. Perfetto. Noi da anni ci occupiamo di energia, produciamo progetti in ambito rinnovabili, eolico, solare, e grandi progetti di accumulo di energia attraverso batterie. Lo facciamo a livello internazionale e appunto un anno fa abbiamo deciso di concentrarci sulla nautica da diporto, creando un network di stazioni e di punti di rifornimento di idrogeno specificamente progettato e realizzato per le barche, per i diportisti e per gli armatori. Ad oggi, a distanza di un anno dall'inizio del nostro progetto, abbiamo siglato più di 40 accordi con marine e porti in Italia, da dove abbiamo cominciato il nostro progetto che avrà una valenza globale, con l'obiettivo di iniziare ad avere un network operativo per poter fornire alle barche esistenti ad oggi idrogeno e o metanolo. Abbiamo avuto un riscontro da parte di capitanerie di porto, di autorità portuali, di proprietari di marine, ma più che altro anche di armatori, di portisti, che è andato ben oltre quelle che erano le nostre previsioni. Abbiamo dovuto rivedere drasticamente le tempistiche del nostro progetto, perché pur essendo il mercato dell'idrogeno in particolare ancora diciamo da concretizzare, le barche stanno arrivando, ce ne sono un numero interessante ma devono ancora arrivare. Abbiamo avuto un livello di interesse e di collaborazione, di partecipazione da parte dei principali stakeholder del mercato, che è stato estremamente interessante e ci ha permesso di ottenere qualcosa che all'inizio era una suggestione, che è questa. C'era anche un audio, se è possibile.
Ora, quello che avete visto un anno fa era la suggestione da cui siamo partiti, quindi realizzare delle stazioni di rifornimento che fossero il più possibile riconoscibili e iconiche per fornire idrogeno verde alle imbarcazioni. L'abbiamo fatto con la convinzione che finché qualcuno non parte, qualcuno non passa da concetti astratti a qualcosa di concreto, difficilmente i cantieri procederanno con la creazione delle barche sostenibili e diciamo, questo anno di esperienza ci ha dato abbastanza ragione. Quello che vedete qui è la Chase Boat utilizzata dai team dell'America's Cup nella competizione della scorsa estate a Barcellona. Noi abbiamo collaborato alle fasi di test di 2 imbarcazioni, il team americano e quello francese, che hanno commissionato a Blue Game San Lorenzo la realizzazione di questi gioielli, che sono delle imbarcazioni 10 metri che trasportano fino a 12 persone su foil, 25 nodi di crociera, 50 nodi di velocità massima, che con 30 kg di idrogeno a bordo fanno fino a 170 miglia nautiche di autonomia, che sono prestazioni ragguardevoli e impensabili fino anche a pochi mesi fa. Noi abbiamo contribuito, abbiamo fatto la nostra parte per far sì che questi gioielli potessero essere testati, perché appunto ci sono dei buchi normativi estremamente interessanti che impediscono teoricamente ad oggi a questi prototipi di poter circolare, e noi abbiamo lavorato a fianco non solo a chi ha costruito le imbarcazioni, ma anche le autorità competenti per spiegare quali potevano essere le procedure ottimali per poter andare avanti con questi rifornimenti. E ne abbiamo fatti diversi. Nell'arco della scorsa stagione abbiamo deciso di investire ulteriormente più in una fase operativa che costruttiva per aiutare le autorità, in particolare capitanerie di porto e autorità portuali, a capire che cos'è l'idrogeno e che cosa vuol dire fare un rifornimento di idrogeno all'interno di una marina o di un porto. Il tempo è abbastanza tiranno, però vi faccio vedere l'ultima cosa, se riesco. Okay. Le imbarcazioni ci sono, questo è uno degli accordi che abbiamo siglato di recente, è un cantiere francese che sta costruendo delle imbarcazioni importanti a propulsione idrogeno. Loro hanno già dei traghetti in funzione in alcune municipalità francesi con cui stiamo dialogando per estendere quello che è l'evoluzione sostenibile, diciamo, del TPL cittadino anche a fiumi, laghi e lagune. Abbiamo un accordo con lo Yacht Club di Monaco, che ci vede fornitori ufficiali di idrogeno per tutti i loro eventi. Saremo, tanto per darvi un'idea, venerdì, sabato e domenica prossima facciamo un rifornimento di un peschereccio corso che utilizza 60 kg di idrogeno come unica fonte di propulsione, questo all'interno di un grande evento sulla Blue Economy a livello mondiale. Poi saremo anche quest'anno all'Energy Boat Challenge, che ormai da 15 anni condivide quelli che sono gli avanzamenti nell'evoluzione delle barche sostenibili. Penso che ci sia un ultimo filmato. Questo senza audio, parlo io? Ok, va bene. Questo è un po' quello che abbiamo fatto di concreto per diciamo, dare la palla al collega amico che seguirà nella scaletta di interventi. Per l'America's Cup è uscito ieri il nuovo regolamento per l'edizione del 2027, che sapete sarà a Napoli, che è già di per sé una gran bella notizia per tutto il nostro comparto. Il nuovo regolamento prevede che queste chase boat, che vengono chiamate e-chase, dovranno avere solo propulsione sostenibile e l'elenco delle possibili propulsioni non è solo legato all'idrogeno, come è stato per la prima edizione, ma è un mix di possibili soluzioni sostenibili, che è quel mix energetico che tutti noi ci dobbiamo aspettare di avere nei prossimi anni, che vedrà diciamo, diverse tecnologie, diverse soluzioni andare pian piano ad accelerare questa transizione energetica. Quindi noi ci occupiamo di una parte, adesso lascio al collega la descrizione del resto. Grazie.
Grazie mille a Repower per questa presentazione. Aveva toccato un tasto che mi solleticava, che era quello appunto del buco sulle normative per quanto riguarda le propulsioni, perché sono anni che noi ci dedichiamo appunto a cercare di colmare questi buchi, però purtroppo oggi non abbiamo tempo di fare grandi discorsi. Lascio la parola a voi, per cui adesso, come stava il relatore precedente introducendoti, Michele Bolpagni, Acqua Superpower, che è stato già con noi nostro ospite. Puoi anche o venire qui, come preferisci, vieni qui che hai il... Sì. E invece qui parliamo di appunto ricariche elettriche. A te la parola, Michele. Grazie mille per l'invito anche quest'anno, perché ormai è il quarto anno consecutivo che veniamo a presentare quelle che sono le novità, quindi andrò molto veloce sulla presentazione iniziale perché già ci conoscete, ma per chi non ci conoscesse prima si è parlato di idrogeno, adesso parliamo di elettrico. Siamo il primo operatore di punti di ricarica per imbarcazioni elettriche. È un progetto globale, anche qui si vede bene o male la diffusione che stiamo cercando di coprire su tutto il territorio globale. Sono dei punti di ricarica completamente dedicati alla nautica, quindi con delle accortezze, ad esempio raffreddamento a liquido, piuttosto che cavi più lunghi, per riuscire a soddisfare quelle che sono le caratteristiche di un'imbarcazione. Facile parcheggiare un'auto vicino alla presa di ricarica, è un pochino più difficile ormeggiare una barca, quindi servono dei cavi ad esempio più lunghi. Come dicevo, è un progetto globale. Qua vedete le installazioni che sono state fatte nel corso degli ultimi 5 anni. Stiamo cercando di coprire soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è un mercato estremamente interessante perché, specialmente la California, ci sono importanti incentivi per chi decide di acquistare delle imbarcazioni elettriche e quindi è un territorio che stiamo cercando di sviluppare molto, così come l'Europa. Abbiamo appena citato Napoli, abbiamo anche delle stazioni nel sud Italia, a Castellammare di Stabia, piuttosto che a Brindisi. Qui vedete alcune delle stazioni che sono state installate negli ultimi anni. E qui la si vede da più vicino. Sono stazioni di ricarica in corrente continua per fare una ricarica veloce. Questo vuol dire che probabilmente qualcuno di voi ha già utilizzato delle auto elettriche. La ricarica, il tempo di ricarica è fondamentale. Se ci devo mettere 8 ore per poter fare una ricarica, è impossibile poter utilizzare una barca elettrica o un'auto elettrica. Quindi il punto di ricarica rapida a 75 kW in questo caso, piuttosto che a 200-250 kW in quest'altro caso, ti consente nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, a seconda della capacità della batteria, di riuscire a rifornirti. Sempre qui al Salone Nautico abbiamo presentato qualche anno fa quello che per noi è un prodotto che può integrarsi perfettamente all'interno del contesto veneziano e vado velocemente a una slide che secondo me è la più importante, ovvero il progetto su Venezia. Venezia ha diciamo che se non si riesce a fare quella transizione è difficile farla altrove. Ci sono altri paesi, ad esempio i paesi del nord Europa, ma soprattutto Amsterdam, dove si è dati un obiettivo di convertire tutte le barche in elettrico. Ecco, noi per supportare la transizione verso l'elettrico abbiamo deciso di presentare questo progetto all'amministrazione, che è in fase di attesa di autorizzazioni, per installare in maniera capillare all'interno della laguna quelli che sono dei punti di ricarica veloce che possono effettivamente consentire a chi decide di fare questo passaggio di poter sfruttare. Abbiamo scelto e studiato dei punti che sono in aree strategiche, ad esempio San Giuliano, il Lido, piuttosto che Burano. Ci sono anche punti come l'aeroporto, che è fondamentale per chi per esempio vuole elettrificare un taxi. Qui c'è, come diceva prima Marino, il primo taxi elettrico presentato da Repower. Ecco, se vogliamo avviare una transizione anche per i taxi elettrici è fondamentale andare a elettrificare quella tratta, che è quella più energivora. In taxi prima si è parlato di un'autonomia forse di 30 ore a bassa velocità. Ecco, a bassa velocità se stiamo all'interno del centro storico, ma se invece ci spostiamo verso aree più distanti è fondamentale avere la possibilità di ricaricare rapidamente. Ad oggi i tassisti sono sì interessati a fare questo passaggio, ma senza l'infrastruttura è estremamente difficile riuscire
ad andare oltre. Ho qualche esempio di caso di successo, come questo sul Lago Maggiore, dove nel corso degli ultimi 2 anni siamo riusciti ad avere 3 punti distribuiti bene o male su tutta la lunghezza del lago, quindi nella parte meridionale, al centro e nella parte settentrionale. È vero che il lago è un bacino chiuso e quindi le distanze sono più limitate, le barche sono più piccole, ma comunque avere dei punti che sono ben distribuiti consentono ancora, rimarco questo concetto, la diffusione. Non c'era nulla qua 3 anni fa e partendo da Sesto Calende, che è il punto più in basso del lago, sono arrivati dei cantieri che utilizzano quel punto come area di test, piuttosto che c'è l'interesse per creare delle navette completamente elettriche. Tutto questo sta succedendo ancora grazie all'infrastruttura e lo stesso è successo anche in Costa Azzurra, perché qui 5 anni fa abbiamo iniziato a sviluppare l'infrastruttura e ora ci stiamo spostando anche verso Genova. Le distanze sono ancora importanti, non sono sufficienti questi punti installati, ne servono di più, ma sicuramente è un ottimo inizio che deve essere incrementato. Grazie mille a Michele Volpagni, e non è un caso se ti abbiamo invitato per 4 anni di seguito, perché noi da sempre, ormai sono più di 20 anni che l'Astronautica di Venezia appunto sostiene le motorizzazioni elettriche, ma appunto senza i punti di ricarica non si va da nessuna parte, e restando appunto in città, Venezia poi è assolutamente fondamentale riuscire a creare questa rete, quindi anche oggi attraverso questo palco facciamo una sorta di appello perché venga in qualche modo accolta appunto le tue richieste, perché sono fondamentali. Venezia appunto non si gira solo per diportismo, per divertimento, ma si vive sull'acqua e quindi il trasporto per noi è fondamentale e quindi le ricariche ben vengano, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi grazie ancora. E restando in Laguna darei adesso la parola a Daniele Gaviotis, che invece è la DD Vulcan, che hanno appunto tra le varie cose la collaborazione con la CTU, giusto hanno realizzato un vaporetto ibrido, e però hanno anche qui al Salone Nautico un'altra novità di cui adesso ci racconta lei. Prego. Grazie. Non so se... Ma sì, ci aiutiamo con 2 slide, ma grazie. Grazie Presidente per l'invito anche quest'anno a questo bellissimo evento, e grazie anche a chi mi ha preceduto, alle aziende, perché hanno introdotto e hanno toccato dei punti che sono comuni a tutti noi, anche a chi ci seguirà, e grazie anche alla parte istituzionale politica che ci ha preceduto, perché avevano delle domande, avevano dei quesiti su come potrebbe essere il futuro, e credo che delle risposte qui ci siano. Perché ci sono aziende che hanno investito, che stanno investendo, fondi propri e anche fondi pubblici. E un esempio su tutti, quelli che abbiamo raccontato dell'infrastruttura, che nel nostro caso, un piccolo aneddoto, abbiamo realizzato 2 anni fa una barca a idrogeno con una pila a combustibile, e oggi non riusciamo a fare rifornimento perché non esistono le regole che ce lo permettano. E quindi c'è un buco normativo che sicuramente va colmato, e speriamo che le amministrazioni ci ascolti in questi appelli che lanciamo, perché le tecnologie ci sono ed è possibile e sono sostenibili. Quindi parte del nostro viaggio viene raccontato anche da questo. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di essere qui e vi raccontavo di progetti che erano sulla carta, e quest'anno fortunatamente li possiamo vedere naviganti e li possiamo vedere anche al Salone, perché abbiamo in mare, abbiamo in acqua finalmente il primo vaporetto completamente ibrido, navigante nella laguna, fatto su progetto di ECTV, è interpretato da noi come azienda, come system integrator, e questo è un esempio di che cosa si può fare anche a Venezia, perché questo prodotto abbiamo deciso di realizzarlo qui, in un cantiere alla Giudecca, l'abbiamo realizzato con dei motori italiani, l'abbiamo realizzato con dei convertitori fatti a Vicenza, l'abbiamo realizzato, diciamo così, con uno studio di progettazione che è a Mestre. Diciamo che la filiera, abbiamo coniato il termine made in Venice, made for Venice, perché o le cose si fanno con una logica o altrimenti sono solamente motti veramente di marketing. Qui invece siamo partiti dallo studio del tragitto,
da calcolare e misurare le emissioni originarie e poi a trasportarle in una infrastruttura galleggiante che dovesse dimostrare di essere effettivamente più sostenibile. Ed effettivamente lo è, perché le emissioni sono state del 28% in meno rispetto a quello precedente, ma anche in ottica di transizione energetica, e c'è anche il discorso della sostenibilità e dell'economia circolare. Questo è un battello, l'MB3, che vedete ormeggiato qui sotto le mani di Queen, nel bacino, che è stato costruito nel 1982, quindi possiamo dire che fosse quasi a fine vita. E invece con un sistema propulsivo nuovo, il primo di una serie che andremo a realizzare, possiamo dire che la sua vita utile l'abbiamo allungata. Quindi anche questo in ottica di riuso, no? Non riciclo ma riuso. Quindi tutto questo fatto appunto per la laguna. Sono l'ultimo, quindi non voglio dilungarmi troppo, però questo vi invito a visitarlo, perché è un'imbarcazione dove si riesce anche a vedere un po' della tecnologia che c'è all'interno, che è stata sviluppata in Italia ed è qui alla fiera. Abbiamo poi diciamo così, andiamo avanti con l'innovazione, con gli investimenti, da questo punto di vista privati nostri, di Vulcan, per capire le esigenze di Venezia ci siamo voluti collocare qui, quindi abbiamo aperto un ufficio alla Giudecca, al Serendipity, e siamo, diciamo così, pronti a lanciare un battello che vediamo già anche qui alla fiera, che è il nostro laboratorio galleggiante. È un motoscafo tipico di Venezia, quindi un'imbarcazione che ha trasportato milioni di passeggeri nella sua vita, che noi abbiamo preso e reinterpretato, e dove andiamo a testare a bordo tutte quelle che sono le innovazioni un po' più a lungo termine. Quindi abbiamo una pila combustibile, vedremo di verificarne l'efficienza per i veneziani e per Venezia, e non solo. È un sistema ibrido, diciamo così, di ultimissima generazione, della chimica di batterie nuove, sistema estinguente, prima si parlava di sicurezza delle batterie del litio, quindi un sistema che previene l'innesco, come quello che abbiamo messo sul vaporetto, certificato con il RINA e tutto quanto, che previene il punto di non ritorno, con dei cassoni a 60, quindi con tutta la tecnologia che abbiamo dovuto studiare da zero, perché effettivamente non esiste un parametro su cui basarsi. Quindi, in ultimo, abbiamo partecipato a diciamo così, a una richiesta di un'azienda a noi molto vicina, che è la Gerris, che si occupa di imbarcazioni foiling a bassa velocità. Cosa succede? L'imbarcazione foiling ha il vantaggio che non crea moto ondoso, e il fatto che noi ci siamo concentrati con un investimento da parte di Vulcan in questa società in sviluppare questa imbarcazione a bassa velocità significa che si può usare in un contesto urbano. Si può arrivare a volare già a 10 nodi, a 12 nodi, 13 nodi trova la sua efficienza ideale, salvo poi aumentare di velocità appunto se si esce dal perimetro urbano per andare all'aeroporto, al lido, eccetera. Quindi queste sono tecnologie che noi mettiamo a terra a Venezia. Non è semplice, perché sappiamo benissimo la logistica di portare 1 chilo di materiale dalla terraferma a Venezia, cosa vuol dire portare degli operai che fanno 1 ora e mezza di viaggio anche solo per fare da Mira, da Adria o da Chioggia, però abbiamo voluto farlo. Quindi anche l'imbarcazione nostra, Demo, si trova qui vicino alla torre, e spero di non avervi annoiato troppo, ma in ultimo vi faccio vedere un video che hanno preparato i colleghi, velocissimo. Appunto, quindi devo dargli una scossa, ragazzi, se non volevo annoiarveli. Esatto, bravo, che dicevamo prima. Quindi grazie, se vogliamo dare il via al video, non so come si faccia. Ciao Giulio, allora che ne dici? Spieghiamo un po' meglio che cos'è la nostra Lavoboat? Sì, la Lavoboat è un'imbarcazione unica nel suo genere. Al suo interno sono installate le 2 architetture ibride principali,
un'architettura ibrida parallela e un'architettura ibrida seriale. Perché Venezia come base del progetto? Venezia non è una scelta casuale. Venezia è un hub di riferimento per lo stato dell'arte e delle tecnologie ibride. La Labobot inoltre nasce dalle spoglie di un antico motoscafo veneziano, che verrà completamente refittato per ospitare e rendere visibili le soluzioni ibride più avanzate. È un progetto di sostenibilità nella sostenibilità. Trasforma un'imbarcazione esistente in un laboratorio galleggiante che naviga nella laguna a basse emissioni inquinanti. Andre, eccoci a bordo. Come è stata pensata la Labobot da un punto di vista progettuale? Allora, l'imbarcazione è principalmente divisa in 3 zone. La prima è la zona di prua, appunto, che è una zona destinata agli ospiti, quindi progettata per il relax e l'intrattenimento. Questa è la zona centrale invece, dove si trova l'accesso ai locali sotto coperta e all'interno del locale verrà installato il treno propulsivo. Infine questa è la zona di poppa, adibita a locale tecnico, che ospita tutte le apparecchiature elettriche, tra cui quadri elettrici, principalmente sulle paratie, e batterie centronave, che garantiscono l'efficienza e il funzionamento del sistema. Per un system integrator come Vulcan, progettare un sistema ibrido significa mettere insieme competenze trasversali quali la meccanica, l'elettrica e l'elettronica. Vulcan Italia si è evoluta in un system integrator di linee propulsive innovative, operando come un vero EPC contractor. Per questo abbiamo costruito una nuova supply chain selezionando fornitori, creando contratti dedicati e monitorando tempi, costi e performance. Quindi Daniele, quali sono state le difficoltà e le sfide da superare nella progettazione della drivetrain della nostra Labobot, specialmente riguardo ai requisiti vibroacustici che ci siamo imposti? L'obiettivo fondamentale nella progettazione della powertrain per la Labobot è stato quello di progettare una trasmissione meccanica che in un corpo unico racchiudesse un sistema ibrido per operare in modalità seriale, parallela e anche full electric. Con questo obiettivo in mente abbiamo progettato un'architettura meccanica complessa, composta da un motore endotermico, ovviamente, una frizione e 2 motori elettrici. E il risultato è stata una trasmissione molto lunga e anche articolata. A bordo della Labobot è possibile selezionare dal pannello di plancia diverse modalità di funzionamento. Nella modalità booster, la potenza richiesta alla linea propulsiva è prodotta dal diesel e dal secondo motore elettrico con il supporto delle batterie, per contribuire alla richiesta di potenza supplementare o favorire la riduzione di erogazione di potenza del diesel. Il compito più sfidante che il site manager deve affrontare in progetti innovativi come Labobot è l'integrazione di nuove tecnologie all'interno di un ambiente realizzato quasi 40 anni prima, coordinando il supporto di progettisti e tecnici on-site. Gestisce test e verifiche su misura per garantire sicurezza e funzionalità del sistema. Fondamentale è la mediazione tra le parti coinvolte, soprattutto nella fase finale, dove tempi, costi e qualità vanno tenuti in equilibrio. Labobot è una piattaforma che mette insieme ricerca, sperimentazione e operatività. Raccoglie dati dal campo per il miglioramento continuo della tecnologia e dei sistemi propulsivi, permettendo a clienti, università e partner di testare diverse configurazioni innovative e varie modalità operative. In sostanza un laboratorio galleggiante che porta senza sosta nuove tecnologie dove servono davvero, in acqua e ogni giorno. Hai concluso anche in video, per cui ti avevamo in doppia veste. Allora, io ringrazio intanto i relatori di questa prima parte e vi inviterei a scendere per far salire gli altri miei relatori, che così si possono accomodare. Grazie davvero per il vostro contributo. Grazie Miraglio. E allora invito Asla Bruna, Massimo Labruna a sedere sul palco. Poi Leonardo Narduzzi, CEO di Belisama Yacht.
Paolo Nosenzo, quindi CEO di Green Sailor, con Pietro Bortolotto di Geico. Fabio Legni, presidente di Poseidon. Franco Gnessi. Yacht Designer, Sistema Mais, che adesso poi ci presenterà. Ci siamo perché siamo in doppia, guardavo per le sedie, lo dico per voi. Innovation Sea ci sarà il collegamento. Ok. A questo punto chiamerei anche Enrico Bassignana, che vedo che c'è ancora da sedere, e chiuderà poi Alberto Olivetto. Ti chiamo per ultimo, Alberto, tu in chiusura. Grazie Enrico, eccoci qua. Allora, io direi di iniziare come da scaletta con Massimo, che anche tu ormai sono diverse edizioni che ci fai compagnia, quindi parliamo comunque di motorizzazioni elettriche, ma anche di un discorso un po' più ampio. Con te si parla sempre anche proprio della transizione, Ti lascio la parola perché so che andrai alla grande, prego. Grazie Elena, grazie Presidente per questo nuovo invito a questo convegno. Noi ci occupiamo appunto di propulsione elettrica e come hanno detto prima i miei colleghi, perché noi in questo settore della mobilità sostenibile siamo tutti colleghi, anche fra concorrenti ci scambiamo sempre molti pareri perché abbiamo la necessità di andare dritti al sodo e di raggiungere determinati obiettivi. La tecnologia per la mobilità sostenibile, per le propulsioni elettriche e ibride esiste. C'è un intero pontile dedicato di soluzioni funzionanti che voi potete provare. Poi c'è il mercato e c'è anche un mercato che richiede questi prodotti. Quello che però manca è un booster per far unire la domanda del mercato alla tecnologia, perché in realtà quando noi andiamo a vendere delle imbarcazioni che siano full electric o, come avete sentito prima, imbarcazioni a idrogeno, c'è poi il problema di doverle ricaricare. Noi abbiamo realizzato anche delle imbarcazioni a idrogeno, abbiamo avuto lo stesso problema dei relatori che c'erano prima, era impossibile ricaricare. Quindi quello che questo percorso di transizione deve favorire è proprio la diffusione delle infrastrutture di ricarica, perché sono lo strumento per ottenere la mobilità sostenibile nel futuro. Se non ci sarà una presa di posizione, una vera volontà di creare le infrastrutture di ricarica, noi saremo bloccati. Anche i costi della tecnologia elettrica stanno diminuendo. Se voi si partiva tanti anni fa da costi di 1.000 euro a kilowattora, adesso siamo scesi sicuramente sulle produzioni di grandi serie a poche centinaia di euro, ma c'è stato un abbattimento anche dei costi. Quello che manca ora è un booster sulle infrastrutture di ricarica e io vorrei proprio parlarvi di questo oggi. Vado avanti, questa è la nostra divisione che si occupa di mobilità sostenibile, abbiamo realizzato imbarcazioni full electric, ibride, abbiamo in gamma tutta una serie di soluzioni, anche di soluzioni ibride, batterie che vanno da batterie agli ioni di litio anche allo stato solido. Mi soffermo su questo. Quello su cui noi stiamo puntando adesso a livello di innovazione sono quelli che chiamiamo range extender, che sono dei generatori ibridi che consentono di aumentare l'autonomia della propulsione elettrica laddove non ci sono infrastrutture di ricarica. Questi generatori, che noi chiamiamo ibridi, sono formati sostanzialmente da una generazione di energia elettrica e da un sistema di accumulo. La generazione di energia elettrica può essere sia totalmente green, quindi con fuel cell a metanolo o a idrogeno, ma anche con generatori con motori a combustione interna che però possono essere alimentati anche ad HVO, idrogeno, metanolo. Faccio un piccolo inciso, prima si è parlato di cattura della CO2. Volevo dirvi che catturando la CO2 si può produrre metanolo e il metanolo può essere utilizzato sia per produrre direttamente energia elettrica ma anche per produrre idrogeno per poi produrre ancora energia elettrica.
In questi generatori noi utilizziamo delle batterie che sono molto performanti. Prima il collega Michele ha parlato di velocità di ricarica. Queste batterie molto performanti che derivano dall'automotive hanno correnti di ricarica molto elevate e correnti di scarica molto elevate. Questo consente di ridurre i pesi e anche i volumi delle batterie, che sono una questione principale che va considerata per le propulsioni elettriche, e quindi ci danno la possibilità di andare sempre a utilizzare l'energia elettrica stoccata in queste batterie, ma poi ricaricarla in brevissimo tempo anche con il funzionamento di un motore a combustione interna, e quindi ridurre e abbattere le emissioni. Questi generatori possono essere utilizzati anche a bordo dei grandi yacht, soprattutto di notte, per alimentare quelli che vengono chiamati servizi hotel, quindi aria condizionata, cucine. Quindi a bordo non si usa più utilizzando questi generatori non si utilizzerebbe più il classico gruppo elettrogeno alimentato a carburante diesel che fa rumore, fa fumo, ma questi sistemi che emettono pochissima CO2, oppure, se sono fuel cell a idrogeno, addirittura a emissioni zero. Quello su cui noi stiamo investendo molto è anche quello delle isole di ricarica green. Lo stesso concetto che può essere portato a bordo può essere portato in banchina. Quindi laddove noi non abbiamo la possibilità di avere una montante di energia elettrica che ci consente di fornire ricariche a molte imbarcazioni, noi stiamo investendo su questi sistemi di Battery Energy Storage System, quindi sono dei power bank giganti che però hanno la possibilità di essere ricaricati da più fonti, quindi da pannelli solari che possono ricoprire i parcheggi del marina, da generatori che possono andare ad HVO, a idrogeno o a metanolo, o dalla rete stessa. La differenza tra i sistemi attualmente in commercio la fanno sempre le batterie. Noi utilizziamo appunto batterie che hanno elevati correnti di scarica e ricarica per ridurre i tempi di ricarica delle batterie, ma anche in scarica i tempi di ricarica delle imbarcazioni elettriche. Queste soluzioni permettono, secondo noi, e fanno da booster appunto alla transizione, perché possono andare a ricaricare imbarcazioni laddove non c'è una fornitura di energia elettrica adeguata. Quindi questo è per noi un booster alla transizione ecologica. Si parla poi insieme alla transizione energetica anche di transizione digitale. Quello che abbiamo messo a punto noi da diversi anni è un sistema di monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento delle imbarcazioni, quindi non solo dei motori, che noi raccogliamo su un server e andiamo poi ad analizzare queste migliaia di dati che ci pervengono con campionamenti di pochi secondi. La grande novità di questo monitoraggio è che noi abbiamo applicato la tecnologia della blockchain, quindi abbiamo realizzato quello che viene chiamato il digital twin, quindi il gemello digitale delle imbarcazioni. Quindi noi andiamo ad acquisire tutti i dati delle imbarcazioni, a studiarli, e possiamo sia fare manutenzione predittiva, ma anche fare delle simulazioni di funzionamento. La tecnologia della blockchain ci permette anche di notarizzare il dato, quindi anche in ottica di futuri bandi di finanziamento, dove è importante certificare la CO2 risparmiata, noi possiamo andare a notarizzare questo dato e renderlo immutabile, e questo potrebbe consentire anche l'accesso a fondi e a bandi di finanziamento che siano propedeutici alla sostituzione e al passaggio dai motori endotermici ai motori elettrici. Sono stato puntualissimo. Grazie. Grazie Massimo, visto che spiavi tutto il tempo il timer e quindi acceleravi nella tua presentazione, grazie. Io adesso chiedo alla regia, per quello prima stavo guardando, Roberta, c'è in collegamento Innovation Sea? Perché abbiamo un collegamento con lui che non è riuscito a essere presente, ma
Se mi danno l'ok, altrimenti mi dite vado avanti con un altro ospite. Vado avanti con un altro ospite o aspetto? C'è? Ecco. Mi pare di capire che non lo vediamo, Roby, giusto? Vado avanti col... ok. E dopo sarà il prossimo, perfetto. Allora, con Belisama Yacht, il CEO si chiama Leonardo Narduzzi e voi invece create appunto imbarcazioni 100% elettriche e qui al salone avete presentato un catamarano. Esattamente. Perfetto. A te la parola così ti presentiamo. Va bene, grazie mille e grazie mille a tutti. Questa è la prima volta che ci presentiamo in assoluto. Noi siamo una giovane startup qui di Venezia e abbiamo cominciato a lavorare ad un progetto sulla nautica sostenibile più o meno 1 anno e mezzo fa. Come potete vedere dai nostri colleghi, la tecnologia oggi per andare verso una spinta sostenibile c'è, è presente. La domanda che ci siamo fatti noi era più legata al come mai questa transizione in questo momento sia così lenta e così complessa. È già stato sollevato questo tema durante le precedenti conversazioni e ci troviamo a lavorare su delle tecnologie e su dei mezzi che sono ad oggi obsoleti, perché non c'è stata una grandissima spinta sulla tecnologia, sulle propulsioni, sulle batterie, sull'idrogeno, ma c'è stata molta poca spinta invece sulle carene, sulla costruzione delle imbarcazioni e sui mezzi che vengono utilizzati oggi. Ecco, noi ci siamo impegnati a fare delle ricerche, a studiare, siamo andati all'estero, abbiamo studiato cosa stanno facendo gli altri paesi e non abbiamo riscoperto l'acqua calda. Però abbiamo cercato un po' di riscrivere e rivedere il modo in cui si costruiscono le imbarcazioni. Vi mostreremo a breve un piccolo video in cui spieghiamo come abbiamo sviluppato e brevettato la tecnologia modulare, l'abbiamo chiamata, per costruire delle imbarcazioni, dei catamarani in alluminio. I catamarani esistono, l'alluminio si usa, sono 2 tecnologie molto costose, quindi abbiamo sviluppato la tecnologia modulare che ci permette di avere delle imbarcazioni fatte in moduli da 1,5 metri che vengono assemblati l'uno all'altro per fare imbarcazioni di diverse dimensioni di lunghezza e larghezza e andando a creare delle imbarcazioni molto efficienti, quindi idonee alla propulsione elettrica o alla propulsione ibrida e delle imbarcazioni che non abbiano dei costi esorbitanti come invece potrebbe essere la tecnologia ad oggi del foil o tecnologie con materiali come il fibre di carbonio o fibre molto complesse da utilizzare. Quindi stiamo cercando un po' di portarci dall'altro lato e creare una piattaforma idonea anche all'utilizzo di propulsioni differenti. Quindi se possiamo far partire il nostro video capirete di cosa stiamo parlando. Questo in particolare che vedete qui presente al Salone di Venezia è il nostro primo prototipo che è stato studiato per fare addirittura la raccolta delle plastiche e delle microplastiche nella laguna. Questo per dimostrare la configurabilità e la semplicità con cui noi possiamo andare a creare diversi tipi di imbarcazione. Come potete vedere l'imbarcazione è costruita in moduli, si smonta, si può allungare e si può andare a configurare con un'imbarcazione completamente diversa come questa, che è un'imbarcazione, questa potrebbe essere una versione da trasporto persone, una versione taxi. Ecco, grazie a questa tecnologia noi andiamo a abbattere completamente i costi della costruzione di stampi o della piegatura di alluminio o di materiali in maniera curva e quindi andiamo ad abbassare notevolmente i costi di costruzione delle imbarcazioni. Questo per andare un po' incontro a quelli che sono i costi invece elevati ancora delle propulsioni elettriche, delle batterie e di tutti i sistemi di altissima tecnologia che ci sono all'interno di imbarcazioni del genere.
Due parole anche sul Cybercat, che è questa imbarcazione qui, che è dotata di un nastro trasportatore che va a raccogliere i detriti galleggianti sulla superficie dell'acqua, e un filtro per le microplastiche, che sono un altro grosso problema che abbiamo, per cui queste microplastiche, come ben sapete, non si vedono ma sono molto dannose per l'ambiente. Io mi fermo, questa è Bellisama Yacht, se volete venire a trovarci al nostro stand sono felice di mostrarvi e farvi provare l'imbarcazione. Stiamo cercando di far nascere questa nuova concezione di imbarcazione per semplificare un po' la vita ai nostri colleghi che si trovano a utilizzare tecnologie molto costose e difficili da implementare sulle imbarcazioni tradizionali. Grazie, tra l'altro Bellisama... Vi abbandono, io se non è un problema. No, tranquillo. Perché mi stanno aspettando. Volevo solo dirti che appunto è stato un piacere, perché, mi elettrocircolo, vieni un secondo, perché te e anche Asla Bruna, per esempio ieri, avete partecipato alle nostre gare di barche elettriche, poi il corteo, ed eravate con la Cybercat, che devo dire che è stata molto molto osservata, perché ha questa forma particolare, ma il fatto che poi raccolga la plastica, i rifiuti, trovo che sia... bella, cioè mi è piaciuta proprio l'idea, come l'avete, questi moduli, come l'avete realizzate, quindi... Stiamo provando a ripensare un po' la concezione di nautica in chiave 2025, visto che sarebbe ora. E vi aspettiamo che il prossimo anno partecipate ancora alle nostre gare. Con un'altra parte. Grazie, certo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Allora, dalla regia mi fanno segno che abbiamo quindi in collegamento video Domenico Guidotti, buongiorno, CEO di Innovation Sea. Mi sente? Sì, buongiorno. Ecco, perfetto. La sentiamo. Innanzitutto, grazie dell'invito, mi scuso per la mia assenza. No, purtroppo. non si preoccupi. Abbiamo appena finito di parlare con il relatore precedente che forse non è riuscito a sentire, proprio di raccolta di rifiuti, quindi ci colleghiamo un po' anche a quello che fate voi, il monitoraggio marino, la raccolta appunto... Sì. Dei rifiuti, ma anche altre cose molto curiose come quelle che fate con l'Università di Napoli, che però ce le racconta lei. Sì, allora Innovation Sea nasce da un'esperienza di Guidotti Ships, società impegnata nell'ambito offshore e nelle ricerche marine da circa 25 anni. Non la vediamo più però, penso che i contributi le dà la regia? No, perché ho messo il coso. Siamo in condivisione dello schermo. Noi per adesso vediamo solo la presentazione che andrà... Ah, penso la presentazione, vedi questa cosa qua, vedi? Vedi un po' come devo fare. Ok. No, stiamo cercando di mettere la slide. Sì. Un secondo solo. Risegno in schermo. Proviamo un attimo a rimettere la slide, vediamo. Altrimenti chiedo alla regia se è meglio che il contributo... Si vede adesso, no? Adesso sì, allora l'ho lanciato. Perfetto, ritorno, quindi Innovation Sea nasce dall'esperienza un po' della Guidotti Ships, impegnata 25 anni nelle ricerche marine e offshore. È una startup proprio nata da circa 5 anni, che sviluppa un po' l'innovazione e la ricerca sia per la pulizia del mare sia per l'attività di risparmio energetico delle imbarcazioni. E poi l'ingegner Mascilongo qui a fianco a me darà due cenni sui progetti che sono in corso, anche perché seguendo anche gli altri colleghi abbiamo tanti spunti secondo me da condividere anche in futuro. Innovation Sea quindi ha come obiettivo, partendo dalla situazione mediterranea, dell'inquinamento globale importante, ha fatto tanti progetti, di cui uno dei più importanti è stato l'anno scorso attraverso il mondo della pesca. Abbiamo fatto una raccolta dei rifiuti attraverso le tecniche che si utilizzano nell'ambito offshore per idrocarburi. Questa è una delle scene, delle immagini storiche, perché per la prima volta, almeno per conto di Federpesca, è stata fatta una tecnica di chiusura di un'area, ovviamente simulando,
attraverso un peschereccio e un mezzo piccolo che si chiama Dolphin, che è un EcoBot, similare ovviamente meno innovativo di quello visto prima. E quindi cosa ho fatto? L'abbiamo fatto soprattutto con l'utilizzo dei droni e dei ROV, quindi il ROV e il drone sono i due occhi dall'alto e dal basso sotto il fondo che ci individuano la nostra zona. Tutto questo abbiamo depositato un brevetto 3 anni fa e quindi questo occhio ci dà modo di intervenire immediatamente sull'area attraverso, ripeto, anche il mondo della pesca. Attraverso i droni abbiamo utilizzato anche i droni con la termocamera. In alto a destra vedete, questo è stato un incidente purtroppo in un peschereccio l'anno scorso, si è potuto lavorare anche di notte perché attraverso l'infrarosso vedete questa macchia più scura di olio è quella che la notte riusciamo a vederla attraverso la termocamera, ovviamente con i droni particolari. Altri progetti, ci sono 3 progetti in campo, il progetto Faro dove Nocionzi ha come base operativa Tremiti, e Tremiti è voluto apposta proprio per partire da Tremiti per fare un progetto Faro sul monitoraggio dei mari attraverso anche quello che è la ricerca marina e quello che sono le analisi delle acque e quindi non solo la raccolta ma soprattutto la prevenzione e il monitoraggio attraverso dei sistemi di droni e ROV. Questi sono dei ROV utilizzati da noi, che sono ROV che abbiamo lavorato con questi ROV fino a 250 metri nel canale di Sicilia, hanno una pinza per raccogliere anche piccole quantità fino a 10 kg di parte solida immersa, e questi sono alcuni droni nostri che hanno, ripeto, una termocamera 56x, quindi zoomate abbastanza particolari. Oltre a questo noi facciamo sempre una campagna di educazione ambientale attraverso sia, ripeto, il mondo della pesca, firmando proprio l'anno scorso un accordo nazionale con Federpesca e Federup per la raccolta dei rifiuti, e sia facciamo educazione ambientale con le scuole, con le università, abbiamo tre università, la Partenopea di Napoli, il Politecnico di Ancona e l'Università del Molise, in cui ci accompagnano in tutti questi percorsi universitari. Adesso, al momento abbiamo 2 progetti che adesso parlerà l'ingegner Mascilongo. Il primo è quello di dare un QR code al rifiuto e quindi fare un registro rifiuti in mare. Okay? Questo perché? Perché si è notata attraverso DAT portuali una certa difficoltà a riconoscere il rifiuto. Quindi attraverso più aziende, Nest e RES, che Nest si occupa della blockchain sulla raccolta del rifiuto, e la RES invece che ci dà un partner che utilizziamo per l'economia circolare, quindi la plastica raccolta fa il percorso di economia circolare, e stiamo mettendo in campo un brevetto che possa dar modo a dare un'origine del rifiuto e quindi dare una sorta di bolla, ma che in realtà è certificata tale come un atto notarile. Questo è il primo progetto, e poi invece il secondo progetto, e siamo molto attenti, avendo guidato i ships anche delle imbarcazioni, navi di linea per le Tremiti della Croazia e navi rimorchiatori, stiamo cercando di mettere in campo, e in laboratorio soprattutto, un sistema che attraverso le differenze di temperatura dell'acqua, il freddo dell'acqua e questa cellula e scarichi del motore, produrre energia, che attualmente in laboratorio ci ha dato buon segno. Ovviamente questa è anche l'occasione, conoscendosi con gli altri colleghi, di magari iniziare a capire o fare una collaborazione per sviluppare questo altro progetto che è molto ambizioso, ma l'ingegner Mascilongo sarà più esaustivo di me. Intanto vi ringrazio ancora e passo la parola all'ingegner Mascilongo. Ok, allora vado un attimo avanti perché volevo tanto riprendere un attimo il discorso sulla... Vi chiederei solo la cortesia di accelerare un po' perché il vostro tempo... Sì, no, facciamo molto velocemente. Grazie. Allora, in realtà stiamo sviluppando un progetto di recupero energetico sulle navi, perché sulle navi il 30% circa dell'energia viene disperso sotto forma di calore dai fumi, e ora esistono dei sistemi per fare queste cose, ma sono di difficile applicazione sulle navi perché sono molto pesanti e voluminosi. Noi stiamo sviluppando un sistema invece che utilizza dei particolari semiconduttori che sono molto leggeri e occupano poco spazio,
e che sono in grado di convertire direttamente il calore in energia elettrica senza passaggi intermedi. L'altra questione di cui accennava il Domenico Guidotti riguarda invece il sistema che stiamo proponendo anche con l'ausilio dell'autorità di sistema portuale della nostra zona, perché abbiamo fatto un accordo con i pescatori perché riportino a terra i rifiuti, i cosiddetti RAP, i rifiuti accidentalmente pescati, e questi vengono dati poi a una società che si occupa del riciclo dei materiali. Tutto questo però viene tracciato praticamente con un sistema di blockchain che certifica ogni singolo passaggio nella catena, da quando i pescatori escono in mare a quando il materiale viene riciclato e viene realizzato un nuovo prodotto con per esempio le plastiche riciclate. Questo è oggetto di un brevetto, stiamo realizzando un'app che verrà data ai pescatori proprio per poter fare questa operazione in maniera molto semplice ma allo stesso tempo molto sicura e affidabile. Sta partendo un progetto, come dicevo, anche con l'autorità di sistema portuale, che porterà praticamente all'istituzione del registro dei rifiuti marittimi, dapprima nella nostra zona e poi contiamo di estendere a livello nazionale, quindi di avere il registro nazionale dei rifiuti marittimi. Grazie. Grazie a voi, davvero interessante, anche avremo modo magari in separata sede di approfondire questo argomento. Molto bella la cosa appunto della certificazione dell'origine dei rifiuti, il fatto che adesso i pescatori possono finalmente anche come dire, raccogliere i rifiuti, poi poterli smaltire, e qui saluto la Presidente di Mare Vivo che ha combattuto per questo, che se ci sta seguendo, e quindi insomma vedo che le cose sono collegate. Grazie per il vostro intervento e noi dalla Laguna di Venezia vi salutiamo. Vi aspettiamo il prossimo anno. Grazie. Ora invece Paolo Nosenzo, di Green Sailor, e Pietro Bortolotto invece di Jayco SPA. Con voi invece parliamo, insomma anche voi, perché prima mostravano diverse tecnologie, droni, però anche voi insomma intelligenza artificiale, avete anche voi diverse cosette da illustrare, prego. Vi lascio qua allora. Sì. Buongiorno a tutti, sono Pietro Bortolotto di Jayco e oggi sono qua insieme a Paolo Nosenzo, CEO di Green Sailor, a presentarvi questo progetto dal nome Clarum Seas, che nasce per la città di Venezia in collaborazione anche con ACTV, da azienda da sempre attenta all'innovazione tecnologica e che ha come scopo, come focus la sostenibilità e come scopo quello di andare a ridurre il valore delle emissioni di CO2 prodotto dall'aumento di consumo di carburante dovuto alla presenza di fouling sull'imbarcazione, come andando a prevenire la crescita dell'infouling stesso sull'imbarcazione e poi, se necessario, andare a rimuovere il fouling dall'imbarcazione stessa, il tutto come con una stazione sommergibile che praticamente permetterà tutte queste operazioni sott'acqua senza l'estrazione della barca. Adesso passo la parola a Paolo, visto che è la prima volta che noi presentiamo, per una breve introduzione delle nostre due aziende. Siccome il progetto è in partnership, e quindi Paolo vi spiegherà prima la sua azienda, poi noi e proseguiremo. Prego. Grazie. Intanto grazie a tutti della presenza, ringrazio anche Assonautica per averci dato questa opportunità, alla dottoressa Magro per poter presentare questa nostra iniziativa. Green Sailor è il risultato di 13 anni di impegno per la sostenibilità in ambito nautico, per creare vernice, per proteggere la barca che sia realmente sostenibile, senza compromessi di nessun tipo, quindi eliminando tutto ciò che è nocivo per l'uomo, per l'aria, per l'ambiente, per il mare. Questo è un lavoro che è partito veramente tanto tempo fa, con tanta passione, con tanti errori, con tanti rimedi, con tante soluzioni nuove, sempre elaborando novità e rielaborando materiali innovativi.
E questo, adesso passo la parola a te per il resto del progetto. Noi invece noi siamo Geico, noi arriviamo dal settore dell'automotive. Noi siamo un'azienda di progettazione di impianti automatici per la verniciatura delle scocche auto. L'azienda è italiana, nasce a Milano nel 63, è arrivata alla terza generazione che vede nel presidente dottor Dario Arabia la continuità della famiglia e fondamentalmente lavoriamo con tutte le case automobilistiche, lavoriamo in tutto il mondo e siamo presenti in tutto il mondo. Ci sono due caratteristiche che ci contraddistinguono, che sono innovazione e sostenibilità. L'innovazione e sostenibilità che abbiamo messo a terra nel nostro centro di ricerche a Milano, che si chiama Pardis, è un progetto che nasce nel 2005 e ha proprio come scopo quello di fare vedere ai nostri clienti le tecnologie disponibili nel settore dell'automotive, quindi l'innovazione e la sostenibilità, che è un tema che ci sta tanto a cuore, che quindi fondamentalmente quando andiamo a fare gli impianti di verniciatura cerchiamo di ridurre l'energia necessaria per fare quello che dobbiamo fare e soprattutto farlo con rispetto per l'ambiente. Circa 3 anni fa abbiamo utilizzato queste due caratteristiche come tools per fare un trasferimento tecnologico di quello che noi sappiamo fare nel settore dell'automotive in altre industrie. E per esempio le altre industrie sono il settore nautico e l'offshore sostenibile. Insieme a Green Sailor è da circa 2 anni che stiamo collaborando a un progetto europeo che si chiama SeaSnake Plus, che proprio ha come scopo il trattamento superficiale di cavi dinamici sottomarini per il trasferimento a terra di energia verde prodotta da campi eolici offshore. A questo progetto partecipano enti di ricerca quali il CNR, quali il RISE svedese, oppure l'università tipo Eiffel di Parigi e la Chalmers University di Göteborg. Quindi, quindi fondamentalmente la sostenibilità è uno dei temi che ci sta tanto a cuore. Senza entrare nel dettaglio della definizione di sostenibilità specifica, però una particolarità, una delle chiavi che c'è all'interno della sostenibilità è la carbon neutrality, la neutralità climatica, dove fondamentalmente nelle nostre azioni quotidiane dobbiamo fare in modo di non produrre più CO2 di quello che il pianeta è in grado di ricevere. Nella nautica e con il progetto Clarum Seas l'abbiamo declinato in fondamentalmente l'attuale ciclo di creazione del fouling è le imbarcazioni vengono verniciate con una vernice antivegetativa, vengono immesse in acqua, fanno ciò che devono fare nella propria quotidianità e a causa delle condizioni climatiche e ambientali fondamentalmente si ha una crescita del fouling e conseguentemente l'inefficienza che viene creata sull'imbarcazione dalla crescita del fouling deve essere compensata in un qualche modo da un apporto di carburante e quindi conseguentemente abbiamo una produzione di CO2. Come abbiamo pensato di risolvere la cosa, vado un po' veloce perché poi abbiamo un video che vorremmo condividere con voi, con il progetto Clarum Seas, che è la sinergia tra il prodotto di Paolo, la vernice di cui poi vi parlerà con delle caratteristiche particolari, e la stazione Anahid di Geico, che è in grado di fare la ispezione, la disinfezione dello scafo con delle luci UVC a LED e, quando poi necessario, la pulizia, la rimozione sott'acqua del fouling che potrebbe essere presente. Il tutto, il sistema è controllato da intelligenza artificiale. Adesso lascio la parola a Paolo da cui fondamentalmente cosa succede? L'imbarcazione, anziché essere trattata con della vernice antivegetativa, viene prima verniciata con la vernice Foul Release di Green Sailor, con le caratteristiche che vi dirà. L'imbarcazione procederà nella propria quotidianità, nelle proprie attività e si presenterà alla nostra stazione dove verrà visionata, farà un ciclo di illuminazione con luce UVC LED e questo nel tempo, e per cui fondamentalmente la luce UVC andrà a inibire la formazione di fouling e questo sarà nel tempo. Quando necessario avverrà la pulizia. Paolo, a te la parola per la vernice. Sì, perché non dimentichiamoci che poi alla fine tutto ciò che ruota sulla nautica sta in acqua, perché le barche, l'elettricità, tutto quello che vogliamo, però la barca sta in acqua, quindi il contatto con prodotti che sono altamente inquinanti è elevato.
Vi do un dato che sono circa 80.000 tonnellate di vernici che vengono sversate praticamente, attaccate alle barche ogni anno al mondo. Quindi sono 80.000 tonnellate, sono un qualcosa a cui bisogna farci attenzione. Quindi noi siamo arrivati alla fine a sintetizzare un prodotto a base di acqua, di cui l'unico solvente utilizzabile è ancora l'acqua, qualora necessiti, ed è un epossidico siliconico, ma siliconico che scavalca le problematiche delle siliconiche attuali, che sono morbide, si possono graffiare facilmente e rendono complicata la riparazione e la manutenzione. Questo è un supporto durissimo. Abbiamo superato il test a oltre 7.000 colpi di spazzola, che è il sistema normato per la verifica della durezza. Calcolate che nel sistema automotive 5.000 colpi sono già un ottimo risultato. E quindi è un prodotto che non ha emissioni, non contiene solventi, non contiene rame, non contiene biocidi, quindi è assolutamente privo di odore, si può verniciare indoor, outdoor senza disturbare nessuno, senza inquinare l'ambiente circostante, e la persona che lavora può farlo senza mascherine, senza occhiali, senza protezioni particolari. Questo è 10 grammi di biocidi, sono praticamente un po' di umidità che esce dal prodotto in 1 chilo di materiale, però poi abbiamo un sacco di altre varianti. Prego. La stazione Hanaid invece avrà delle telecamere per fare l'ispezione dello scafo, per acquisire le immagini, ci saranno le luci UVC LED per fare il trattamento di disinfezione dello scafo e, qualora necessario, puntualmente, siccome è governata da un sistema di intelligenza artificiale che è in grado di analizzare le immagini e vedere dove si trova lo sporco, andremo a fare la pulizia subacquea. I dati che poi acquisiremo, i dati ambientali, verranno poi anche utilizzati per poter fare della predizione. Dove siamo? Siamo che insieme ad ACTV nel mese prossimo installeremo al tronchetto delle stazioni pilota, dove fondamentalmente ci saranno dei pannelli verniciati con la vernice di Green Sailor, saranno dotati di sistemi di visione subacquea, strumenti per l'acquisizione dei dati ambientali e le luci UVC LED. A novembre di quest'anno, perché vorremmo vedere il tempo di crescita del fouling e come reagisce all'UVC LED, quindi per andare a trovare la situazione migliore, a novembre faremo dei test di pulizia per poi sviluppare il prototipo. Il tutto, la stazione sarà qua al tronchetto, noi staremo a Milano e acquisiremo le immagini e analizzeremo i dati a Milano. Abbiamo preparato un video, 1 minuto e mezzo, perché eravamo in 2 per voi, dove vedrete quello che sarà il progetto Clarum Seas. Aspettate, eccolo. Grazie. Prima di lasciarvi e di ringraziarvi, noi siamo presenti al Salone Nautico, abbiamo uno stand dove potrete vedere con mano la vernice di Green Sailor e potrete giocare e toccare con mano invece la demo di acquisizione immagini
che abbiamo portato con noi, dove potrete vedere anche le azioni dell'intelligenza artificiale. Ringrazio l'ingegnere Lanzani per aver sviluppato tutta la parte di intelligenza artificiale in breve tempo. Ringraziamo Astronautica per averci permesso di essere qua e vi aspettiamo. Grazie ancora per il vostro tempo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, devo dire che mi dispiace poi quando i tempi, insomma, dopo 8 minuti, 10 minuti vi devo in qualche modo interrompere, se no andremo avanti tutto il giorno, perché poi da giornalista ognuno di voi mi pungola, quindi mi verrebbe voglia di fare qualche domanda, qualche collegamento, ma non possiamo. Quindi comunque grazie per il vostro contributo. Adesso invece andiamo a parlare di un altro dei temi del nostro convegno, transizione, che è energetica ma anche digitale, quindi la digitalizzazione. Ne parliamo con Fabio Legni, presidente di Poseidon, che proprio di questo si occupa, di come aiutare le aziende, quindi i porti, i cantieri, con la digitalizzazione. Prego. Grazie Elena, come al solito puntuale e precisissima. Io innanzitutto voglio ringraziare il presidente di Astronautica Venezia, Marino Masiero, perché lui prima con le istituzioni ha avuto l'attenzione appunto di ringraziare a loro volta le stesse per la presenza continuativa. Io devo dire che è il terzo anno che ho il piacere di intervenire in questo convegno e vederlo sempre, con tutti gli impegni che ci sono e lo stress di questa manifestazione, seduto lì fino alla fine. Chiederei un applauso proprio per lui. Bene, detto questo, abbiamo parlato molto di transizione energetica e di tutto ciò che comporta con essa l'innovazione a bordo delle imbarcazioni, ma non solo, ma dobbiamo interessarci soprattutto di quella che è la filiera, quindi quello che sono gli operatori del comparto che a loro volta stanno seguendo un processo di digitalizzazione e di innovazione. La cosa importante che dobbiamo comprendere è che per raggiungere questi obiettivi, quindi essere più performanti e più competitivi sotto l'aspetto commerciale, amministrativo e strategico, i tempi che le nostre imprese, a cui saranno sottoposte le nostre imprese per questa ottimizzazione, saranno molto più rapidi di quelli che noi siamo stati abituati a vedere in passato per l'introduzione di nuove tecnologie. Faccio un esempio: è stimato che nell'arco dei prossimi 24-36 mesi non esisteranno più applicazioni che non siano in cloud, quindi utilizzabili tramite la connessione a internet. Questo per due motivazioni: ovviamente perché noi utenti abbiamo sempre più bisogno di avere informazioni e di poterle condividere, ma l'altra motivazione fondamentale è la sicurezza del dato. La sicurezza del dato ormai ha un costo altissimo, motivo per cui le applicazioni saranno sempre di meno sul territorio e noi utenti, quindi perché noi tutti usiamo delle applicazioni, chiaramente saremo sottoposti a questa transizione digitale. Che cosa abbiamo fatto noi? Nell'arco degli ultimi 2-3 anni abbiamo spinto moltissimo nei cantieri, nei porti turistici e in tutti gli operatori che si occupano appunto di Blue Economy nella conversione dei compiti manuali in digitali. In questa mia breve presentazione ho voluto portare alcune semplici casistiche. Innanzitutto il cantiere. Il cantiere, come al solito, è sottoposto a una serie di gestione di preventivazioni, di commesse, di aperture dei lavori. Ebbene, noi abbiamo subito, sin dall'inizio, introdotto una web app che consente a chi realmente effettua la lavorazione di ricevere nel proprio device, tablet, telefono, quelle che sono le attività da svolgere, darle per completate e anche, volendo, effettuare delle segnalazioni laddove ci dovessero essere delle problematiche. Questa gestione consente a chi gestisce la commessa, quindi al tipico direttore dei lavori, al board stesso, di verificare l'avanzamento di una lavorazione e soprattutto, quello che è fondamentale, il costo della stessa, perché all'interno vengono poi inserite tutte quelle che sono i materiali utilizzati e anche ovviamente i tempi di lavorazione. Un altro intervento analogo è quello ovviamente del porto turistico. Tramite la web app in banchina non occorre più andare al desk, perché si può vedere quell'imbarcazione che sta in quel determinato posto barca, di chi è, quando scade il suo contratto. Se ci sono delle difficoltà possono essere segnalate, quindi immaginate il camminamento classico che si fa all'interno di un porto turistico la sera per vedere se ci sono difficoltà, posto turistico magari esteso che ha 1000 posti barca.
Con un sistema del genere è possibile segnalare alla guardiania, per esempio, che c'è una cima lenta, oppure c'è una qualsiasi altra difficoltà tale per cui magari va contattato l'armatore per fare in modo che anche in termini di sicurezza possa intervenire. Ultimo, la gestione chiaramente di un check-in. Immaginate quanto tempo si impiega quando arriva un'imbarcazione all'interno di un porto per registrare le informazioni, che sono poi tra l'altro, come dicevamo prima, dati sensibili, importanti, protetti da privacy. Ebbene, tramite la web app è possibile preinserire le prime informazioni, quindi importanti per poter acquisire l'arrivo dell'imbarcazione, e nel momento in cui poi l'imbarcazione viene lasciata magari in una postazione, in un ormeggio transitorio, prima che gli venga affidato il posto barca definitivo, nel momento in cui l'armatore o il comandante va al desk, si ottiene già la preregistrazione e la conferma dell'arrivo. Arrivi, presenze, spostamenti di imbarcazioni, tutto questo è possibile farlo, così come le attività di cantiere, direttamente laddove si svolge il lavoro quotidiano. Questi sono esempi concreti di conversione di compiti manuali in digitali che ci fanno ottenere chiaramente un risparmio importante appunto dei tempi di lavoro, costi chiaramente più sostenibili per l'impresa, e soprattutto si può avere il controllo delle attività che vengono svolte all'interno della gestione ordinaria. Come detto, ci occupiamo di tutta quanta la filiera, abbiamo anche digitalizzato la parte del charter e del noleggio con tutta una gestione riguardante appunto la disponibilità della flotta, quando questa flotta può essere, queste imbarcazioni possono essere appunto noleggiate ai clienti, giornaliere, con servizi aggiuntivi, transfer, eccetera. Gestiamo un po' tutte queste attività e ci rendiamo conto che sono proprio quelle che occorrono alla filiera, diciamo chiaramente si parla in termini di B2B, quindi delle imprese che si occupano della filiera, di innovarsi e essere chiaramente più sostenibili. Con questo io ho finito, ringrazio per la vostra pazienza ad aver atteso così tanto, diciamo, in questo splendido convegno, e lascio la parola alla direttrice Elena Magro, nonché mia carissima amica, per un proseguimento eccezionale. Grazie a Fabio Legni. Andrò un po' velocina visto l'orario, quindi do la parola a Franco Agnessi, che mi sembra impossibile che qualcuno ti conosca, famosissimo yacht designer, che comunque qui invece presenta un progetto, e qua parliamo di sicurezza della vita umana in mare. Prego Franco. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buonasera. Voglio dire una cosa, questo progetto potrebbe rivoluzionare il modo di navigare su imbarcazioni grandi. È un sistema che serve a... Posso mandare avanti? Come si fa? Scusate? Perfetto, benissimo. Allora, questo è un sistema che serve a permettere a grandi imbarcazioni di rimanere in sicurezza, soprattutto in questo momento che sono cambiate le tipologie di barche. Questo che vedete simulato qui dietro è un montaggio del sistema MIAS sopra un Explorer di nostra progettazione, che per giunta ha vinto pure il premio 2 anni fa qui a Venezia. Questi sono tutti i calcoli che abbiamo fatto per farlo funzionare, e questo è quello che succede. Praticamente in fase di progettazione viene modificato per alcune cose il progetto, si parla soprattutto di barche d'acciaio sopra i 30 metri, potrebbe essere utilizzato anche su traghetti per trasporto di persone, ed un oggetto è montato in una serie ripetitiva sulla murata, comandati tutti quanti elettronicamente da un sistema proprietario. Tirano fuori un galleggiante, il quale galleggiante si attiva con una tipologia di gonfiaggio molto particolare ed è oggetto di brevetto, e questo permette sostanzialmente di avere una riserva di galleggiamento del 30% sull'imbarcazione stessa. Vi faccio vedere velocemente le slide di progetto, perché abbiamo anche un video che secondo me è estremamente più esplicativo. Quindi sostanzialmente sostanzialmente cosa avviene? Avviene che ad un certo punto, dopo il sinistro, si accende un allarme, può essere fatto funzionare anche in remoto, e inizia la riserva di galleggiamento dell'imbarcazione. Abbiamo un breve video di un paio di minuti che pregherei di mandare.
sistema è completamente customizzabile, indicato per imbarcazioni per lo più in acciaio, permette l'evacuazione sicura delle persone e anche il rimorchio in zona sicura dell'imbarcazione stessa. Quei galleggianti che sono appunto esplicati in questa maniera volutamente molto sommaria perché sono oggetto del brevetto, permettono una stabilità totale dell'imbarcazione. Quindi, pensando a tutti i sinistri che si sono visti, anche quelli di tipo per esempio ad un incendio o ad una cosa di questo genere, il nostro sistema permette di salvare le vite umane e finanche l'imbarcazione. Grazie. Grazie Franco, devo dire che i video, come anche quelli mostrati in precedenza, ti fanno veramente capire, entri nel vivo e mi veniva da dire wow Franco per questa idea, per questo progetto, e non so voi, ma mi veniva in mente il Titanic, ce l'avessero avuto un sistema del genere. Va bene. Quindi,